Ora si vede. Sì. Si vede tutto, giusto? Ciao Dania, grazie per il porto. Sicuro. Buonasera, chi è lei? Ammazzati. Io non leggerò più la chat perché mi sto mettendo a guidare adesso. Però dovreste vedere tutto quello che faccio. Spero non cada il telefono. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ciao! Non vedo niente, quindi non so neanche se la connessione sia crashata. Lo scopriremo quando arriverò in spiaggia direttamente. Molto bello, non mi mette per niente ansia il fatto di non sapere che cazzo stia succedendo. E non so neanche se i messaggi coi bit funzionano. Teoricamente dovrebbero funzionare. Spero non mi chieda di connettermi al telefono, effettivamente. No, ho tolto il Bluetooth, quindi siamo a posto. Siamo in pista, socio, dai! Siamo in pista, non ci frega nessuno. Ovviamente sto partendo da un punto dove è impossibile capire dove sia vissuto io. È proprio una challenge impossibile, possiamo dirlo con tranquillità. Però almeno non mi sono doxato direttamente l'indirizzo, anche se in realtà, ora che ci penso, tra una cosa e l'Harrison, se avete visto il video di Paradosso, basta vedere dove sono qua. 1 più 1 fa 4, quindi diciamo che più o meno ci siamo. Perché mi dice Apple CarPlay? Non è che il telefono è connesso, mi sa che è connesso. C'è, adesso mi... Prova, ho sentito prova, molto basso ma l'ho sentito. Aspetta, facciamo un piccolo check up. Un piccolo check. Secondo, che c'è pure gente che mi guarda male. Fatemi controllare una cosa, solo una. No, dovrebbe essere a posto. Ok. E siamo di nuovo in pista, socio, dai. Già lo sai. Bene, i TTS funzionano, tua mamma è una troia e noi andiamo alla spiaggia. Che sta già sparendo il sole, quindi non so quanto riuscirò a reggere in spiaggia. Però ho gli occhiali da sole. Incredibile cosa. Per un sole che in realtà non ho capito niente. Grazie mille. Un applauso a Streamlabs. Possiamo fare un applauso a Streamlabs per non avere la lingua italiana come voce, quindi non mi farà capire una beneamata minchia. Però ce la colliamo. Intanto mi dispiace che dobbiate scrivere coi bit, però purtroppo i potenti mezzi tecnologici a mia disposizione non permettono il, possiamo dirlo, funzionamento normale come si dovrebbe essere nel 2024, anzi 25 ormai possiamo dirlo, diciamolo 2025. Quindi non posso fare niente se non ho il computer, e siccome ho detto vabbè mi porto il tablet, sarà abbastanza. No, non è mai abbastanza. Qua come potete vedere siamo a Milano. Questa è Milano 2, posto famosissimo dove sono cresciuto, dove sono andato a scuola, dove ho fatto tante cose, ma non è questo l'importante, perché l'obiettivo è andare al famigerato Poetto, un nome e una garanzia, tranquillamente possiamo dirlo con tutta tranquillità, ovvero la spiaggia dei cagliaritani, perché io purtroppo, come ben sapete, ho la mamma puttana e quindi va così. Spero che voi siate tutti bene, è veramente strano, mi sento modalità YouTube in realtà adesso, perché io parlo e Dio schifo, quanta gente c'è, perché c'è così tanta gente? Io parlo ma non so la chat, per quanto io ne possa sapere la live è crashata, io sto parlando da solo come un rincoglionito, che in realtà è l'essenza. Your voice sounds strange. Strange cosa? Aspetta, forse se scrivete in inglese io riesco a capire meglio che cazzo dice il TTS. Questa è un'ottima osservazione. Poi il fatto è che ho anche il telefono dietro, quindi io sento dalla cassa del telefono ma così o così com sa, come direbbero i filosofi. E oltretutto c'è un caldo boia. Attualmente ci sono tanti gradi. Vi direi anche un numero, ma sarebbe troppo semplice se vi dicessi il numero. Qua vediamo se facciamo un incidente. Sai che content. Dai Roma, dai. Anche se siamo a Cagliari. Piuttosto spero mi sentiate bene, anche se sono lontano, questo non lo so.
Vabbè, anche questo è il bello della direccia, izquierda e derecha. Vale, izquierda, derecha, vale. Potevo pure mettere musica, però secondo me se metto musica non si sente una beniamata minchia. Metto così, un sottofondo, un undertone. E intanto potete ammirare la beatitudine della terra sarda, della quale mi ha dato vita, mi ha dato crescita, mi ha dato voglia di... Ho capito niente, quindi il TTS mi sa che ci dà un bel saluto nel puzzo, perlomeno quando sto guidando così non riesco a sentire, forse avrei dovuto collegarlo a uno speaker, ma non ho neanche uno speaker, quindi... Qua a sinistra non l'avete visto, ve l'avrei potuto far vedere, ma alla fine chi sono io per dirvi cosa fare? C'è il centro commerciale più grande della Sardegna. Credo sia oltretutto un'informazione falsa questa. Però c'è il centro commerciale dove ho speso tutta la mia infanzia, i primi acquisti, i primi panini del McDonald's, i primi bocchini alle scale dove c'è il cinema, ma tante prime volte sono successe, diciamo, in questo centro commerciale. Prime e ultime volte, perché in realtà a questo giro non sono andato neanche una volta. Solitamente ci passo sempre almeno una volta, però a sto giro con tutte le cose, le case, i pinti e tutte le cose che abbiamo fatto non ho avuto molto tempo. Oltretutto la voce è completamente fottuta, perché ieri abbiamo visto il concerto del magico Sandrino Murru, ovviamente, che per assurdo il DJ Sandro Murru, che è un DJ sardo, ha avuto l'apertura del concerto di Tananai, quindi Tananai ha aperto Sandro Murru, il DJ. Una cosa fuori di testa, io non ci credevo quando me l'avevano detto, ma poi l'ho visto succedere e ho detto: Campbell, stai zitta devi stare. E questa macchina dovete sapere che parla molto spesso, perché mio padre è un paranoico di merda, ci ha messo tutti i software, tutti gli come si chiamano? Quando devi aggiungere, no? Quando devi dare soldo. Tutti? Io lo sai che non me ne viene in mente. Quando sei in concessionaria. Dai che lo sapete, tanto scrivetelo, tanto comunque non lo leggo a prescindere. Le add-on, quando vai in concessionaria devi aggiungere le cose. Merda, mo uscirò di testa finché non mi viene in mente. Tutti gli accessoriati, vabbè, mi avete capito comunque. Mio padre ha aggiunto mille tipi di software per la protezione, per la sicurezza, eccetera, però essendo un iGo, che questo magico veicolo che ci porterà fino alla spiaggia, optional, un applauso, il contasto che non c'è, applauso, ha messo tutti gli optional della sicurezza, ma essendo un iGo, o come dico io, iGoglione, diciamo che non hai i migliori servizi di sicurezza anche se li aggiungi tutti, e quindi ogni tanto si glitcha il software e inizia a urlare e piangere per dirti: attento, stai per schiantarti contro un bambino, ma non c'è nessuno davanti. Purtroppo, o meglio per fortuna, ovviamente, bambini no morti, mai morti bambini. Stefan Onismo, keeper of Dairy Vass in costume. Cosa? Non ho veramente capito che cazzo ha detto. Ragazzi, 100 sub e mi compro un secondo telefono per poter leggere la chat quando guido, ovvero mai, una volta che scendo in Sardegna, perché poi tanto le IRL che faremo a Berlino avrò sempre il telefono in mano. Però non ho capito niente. Ottimo utilizzo del bit, che tanto comunque è un centesimo, quindi che cazzo volete? Avete ricevuto i soldi del Natale e buttiamoli sti soldi, buttiamoli, chi se ne frega. Sempre bello quando c'è traffico, che poi questo per me è traffico, ma a Cagliari è traffico. In realtà in qualsiasi altro posto italiano questo è la norma, a meno che non viviate in Puglia, allora lì chiaro che è normale. La situazione è un po' diversa in Puglia, un po' diversa. Oddio, chi è questo? Dov'è il volume qua? Copyright strike al volo. E poi lo conosco, so chi è, ma non mi viene il nome, perché degli artisti italiani io non conoscevo Tananai, per esempio. Cioè lo conoscevo di nome vagamente, ma non avevo idea delle canzoni che ha fatto. Dopo che ha fatto il concerto
ho comunque zero idea delle canzoni che ha fatto. Oltretutto ne ha fatto 5 e basta. Assurdo concerto. Ma poi la cosa per me scioccante è che hanno fatto questo concerto in una cittadina dispersa, per chi volesse cercarlo, a Semini, con 2 S come le SS, no? ASS Emini. L'hanno fatto questo concerto in una cittadina lì nel nulla, e addirittura già dalla strada statale si vedeva il concerto, perché il concerto è praticamente sulla strada statale. Quindi veramente una situazione incredibile, una situazione assurda. Però un'esperienza. And Stefan Onismo said here to see you in costume. Per vederti in costume. Ah no, non mi metterò in costume. Anche perché, ragazzi, comunque c'è freddo, c'è la Sardegna, ma ci sono 15 gradi. Cioè, va bene tutto, però 15 gradi sono comunque freddini per farsi un bagno al mare. Anche perché credo che l'acqua del mare sia ancora più fredda. Stai sereno, tu alla fine tanto non avevi 30 minuti per attraversare la strada. Ci sta. Non volevo prendere il vecchio, era una gag, era una battuta, era per far vedere una cosa che faceva ridere, per intrattenere, non l'avrei mai fatto. Mai. Attenzione, pausers, perché qui stiamo per vedere una cosa veramente unica. Se non la Sardegna fosse già un territorio unico, pieno di misteri, pieno di particolarità, adesso state per vedere qua, in questa specie di ponte, non sotto ma sopra il ponte, che non è in realtà un ponte, ma qua stiamo passando in mezzo alle saline, ovvero lo stagno di Molentartus, uno stagno che in realtà ha il nido, uno dei nidi più importanti di Europa, seriamente. Non mai detto nessuno tani te, questa sarà sei bellissima. Ho sentito sei bellissimo, ma non so se fosse per me. Comunque qua, in quest'acqua qui, ci sono i fenicotteri, là si vedono, non so se lo vedete dal grandangolo, però questi sono fenicotteri che stanno qua, loro nidificano e poi partono in Africa. Abbiamo qua uno dei nidi più importanti, proprio qui, a 2 passi dalla città. Quante cose! Quanti soldi mi dovrebbe dare la regione Sardegna per questo sponsor, eh? Punto esclamativo Castello, per mandare la richiesta poi al comune di Cagliari, che giustamente... E questo è il mare. Torniamo a casa. No, il mare è dopo questa cosa. Ovviamente adesso cercheremo un parcheggio, nella speranza di trovarne uno, chissà se lo troveremo, smadonnerò, mi sentirete bestemmiare, vorrò uccidere bambini, ovviamente per scherzo, e tutto quello che poi consegue l'andare in una zona marittima, no? Gli amici da casa che ci seguono dal mare sanno benissimo di cosa sto parlando. Vediamo un po' Sniak. Ma io mi chiedo, ma perché c'è così tanta gente al Poetto oggi? Porco Dio. Ah no, qua ci sono tipo 73.000 parcheggi. E li ho giustamente tutti skippati. Ma sì, andiamo ai prossimi. Tanto sicuramente troveremo tutti i parcheggi del mondo, no? E infatti, eccone qua, uno pronto nel puzzo per noi, come direbbe il nostro amico Polti. Eccoci qua. Devi stare zitta. Puttana. E basta, sempre a fare suoni. Siamo arrivati, questo è il mare. Andiamo a casa. Stessa gag di prima, non mi ha fatto ridere prima, non farà ridere adesso, ovviamente. Allora, qua c'è una situazione particolare. Prima tra tutto, mi posso levare da questa imbraccatura. Eccoci qua. Così vi posso leggere. Eccoci qua. Eccoci qua. Aspettate che giro il cazzo. Non ho un cazzo, nel senso giro la tele. Oddio, sono qui, sono vivo, ciao. Allora, ora vi leggo, ciao a tutti, ciao. Come ti permette? Scusa, no, chiedo scudo. Piuttosto non so se mettermi la sciarpa o no. Io la metto, poi la tolgo, al massimo. Allora, aspettate che vi trepiedo qua nel tasto. Non cadere, pazzo. No, sali su, eccoci qua. Ecco qua, c'è un tipo a fianco in macchina, oltretutto, che mi sta guardando, giustamente lui dirà se questo qui sta parlando per i cazzi suoi. Una bella keffia per essere trendy, no? Per essere sempre sul pezzo di cazzo.
perché con questa voce è importante anche tenere al calduccio le vostre gole. Mettetevi anche voi una sciarpa. Fate come me, succhiate un cazzo. Io non succo un cazzo, è una battuta, però... C'ho l'outfit del Berghain praticamente. Secondo che devo prendere tutti i piselli, un paio di pisellini bellini, pure lo zaino. Venite qua, puttane. Eccoci qua. Macchina chiusa. Cazzo. Bello. Allora, ora io non so da dove cazzo devo passare. Forse da qua. C'è un po' di casino, c'è un po' di chiasso, ma adesso si risolve tutto, non vi preoccupate. Faccio vedere la strada intanto, così vedete un pochino di ambiente. Ah, guarda il terreno sardo. E questo è lo stagno, vedi? Quello lì è lo stagnofono. E ci siamo. Vas, guarda formato live. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire formato live? Ma dove cazzo devo camminare io per arrivare là? Ah, devo camminare lì. Smog sardo. Fai vedere cottero. Non farò vedere cottero freni. Sblocca il blocco schermo. Ma non ce l'ho il blocco schermo, ragazzi. Forse devo rigirarlo così? Ditemi se va bene. Piangi, non c'era bisogno. Assolutamente zero bisogno. Si vede meglio così? Live tutta bislunga. È come prima. Ma cosa c'è di problema? Me lo spiegate, per favore? Prima che ammazzi un bambino, che ovviamente non lo farei, ripeto, è sempre una gag quella di prima, no? Bello che quando cambi cam da un lag di un secondo molto divertente. No, ma immagino, infatti. Guarda Telegram. Ragazzi, dovete rendervi conto che questa cosa che sto usando è il mio device, quindi Telegram è qua dentro, non posso guardarlo. È un pochino scomodo. Guarda bene, vabbè. Vas, non tentare suicidio. Non tento suicidio, sto camminando nel canto. Guardate che così allungo il cazzo. Guarda che meraviglia. Questa è la sicurezza sarda, dover camminare in mezzo alla strada praticamente per arrivare dove vuoi arrivare alla fine. Hola gringos, ciao Michele 440HZ, ma stai scherzando? Sotto il ponto? Da telefono la vedo giusta, da TV? Aspetta. Da TV adatta formato alla TV e sminchia proporzioni. Ma in che senso? Perché non capisco. Cioè io sto streamando col cazzo alla fine, quello normale, quello che hanno un po' tutti. Non capisco dove sia il perpalli. Schivi di live, vabbè. Oddio, questo è un passo per le bici. No, ha fatto illegale, aiuto. Metti il telefono in orizzontale. È già in orizzontale, ragazzi. È un po' difficile che questa sia la ripresa verticale, Un po' scomodo. Ma la spiaggia fa le scorregge. Non mi risulta questa cosa. Sembra proprio strano come concetto. Ma basta pensarci un attimo che è impossibile come... Giralo, prova un attimo. Girato, ora in verticale. Ora stiamo facendo una live di Instagram, dai. Sbagliato tutto, tasto, sbagliato tutto, casino. E ora è in orizzontale di nuovo. Così si vede meglio. Ma non ha senso che debba metterlo in verticale, ma cosa vuol dire? Non ha senso, zero senso. Ti vedi oblungo se no. Allora, primo tra tutti, guardate questo e state zitti. Secondo, fatemi vedere un attimino le impostazioni dei piselli. Streaming settings, camera settings. No? Video settings.
man on voi mettere la categoria RL? Boss, non vuoi mettere la categoria RLL? Boh, come volete voi, è indifferente per me. Non fateli cambiare robe se non è un cambio. Adesso vedo bene. Vabbè. Ragazzi, questo è il famigerato prima volta in Sardegna. Ragazzi, è la mia prima volta in Sardegna. In IRL, dalla spiaggia, ovviamente. Certo. E qua c'è un cane, guarda il cane bello. Cane piccolo. Quanta gente c'è? Però tantissima. Quella è la sella di Sudimonio, ovvero anche richiamata sella del diavolo. E questo è il mare. Ah, aspetta. Oddio, mi sta avvicinando troppo. Ecco qua. Acqua, la vera acqua più buona del mondo. Oddio, stava cadendo il cazzo. Ok, ora c'è di nuovo il cazzo. La mia primissima volta in Sardegna. Sto girando tutto male. Ok, ho fatto giusto adesso. Questo... aspetta. Schibi di acqua. Non c'entra niente lo schibi di acqua qua, veramente esagerato, devo dire con tutta verità esagerato. Non sputo sul cazzo, non farò questa cosa, non la farò. Indicami l'orizzonte. Orizzonte. È un orizzonte quello, effettivamente. Quanto di lei c'è, o di loro se vi piace il cazzo, no? Ma poi oltretutto io non ho capito una piccola cosettina importante. Ma la chat, voi, si vede strecciata. La chat voi la vedete in pasto o in turco? Cioè la vedete nello stream la pasta voi, la chat? La pasta non vuol dire niente. Aspettate che sto girando tutto, devo capire ancora come funziona questo braccio meccanico. La pasta la vedo nel punto, ok, perfetto. La vedete in live voi la chat? La pasta la vedo nel petto. Impossibile formulare una frase di senso logico ormai, si vede, pertanto è una cosa giusta. Bene, allora, cosa volete fare? Volete camminare vedendo la spiaggia? Perché io mi sono portato pure degli asciugamani per sederci con calma nel pollo, che non ci sono polli qua oltretutto, sono più in là al massimo. Oppure camminiamo sull'acqua, anche quella è un'opzione, non è da escludere. Non è da escludere. Vediamo la spiaggia. Eccola qua. Trova una vecchia e tirale un pugno forte. Non la farò questa cosa. Cammina sull'autobus come Gesù, appunto. Dai, camminiamo un pochino là. Andiamo a vedere la gente che mi guarderà male perché sto registrando qualcosa. Vediamo un pochino a che puzzo ci troviamo. Qui volendo qua possiamo entrare, scassiniamo e spacchiamo tutto. Volendo. Sarebbe illegale, però possiamo farlo. Non è da escludere. Quella, che purtroppo da questa prospettiva non si vede tanto bene, però quella lì si chiama la sella del diavolo. E voi direte, che cazzo vuol dire? Bravi. Ah, vi aspettavate una spiegazione? No, quello non ve la posso dare. Per quello una sub donata. E vi faccio la spiegazione del perché si chiama sella del diavolo. Voi donate una sub e io starto la spiegazione. Vas, come faccio? Come passi la sera domani? Respirando, credo. No, andrò a Cagliari in un ristorante con degli amici, molto chill. Io da telefono vedo bene. Bravissimi tutti. 5 sub e vi spiego perché è sella del diavolo, dai. Facciamo così. Facciamo i veri streamer, iniziamo a fatturare. Ma tu ci sei già stato in Sardegna prima? No, questa è effettivamente la mia prima volta in Sardegna. Grazie Nacley per averlo chiesto, perché effettivamente è una cosa non da poco. È giusto farlo sapere che questa è effettivamente la mia prima volta in Sardegna e quindi è giusto dare 10 sub per questa situazione.
Adesso vedo bene Dio cane. Va bene. Dai. La tua prima spiaggia in Sardegna? Sì, anche volendo. Sapete qual è la cosa? Non so se magari qualcuno di voi magari non è mai andato in una spiaggia. Mi sembrerebbe strano, però forse sono biased, perché io appunto sono vissuto qua. Però è veramente stancante camminare sulla sabbia. Non avete una cazzo di idea di quanto sia stancante. C'ho già il fiatone. Tanto. Ma si è fulminata l'ampiezza. Non sto capendo. È un dito nel culo, è veramente tanto stancante, soprattutto con gli anfibi come ce li ho io che c'ho. Vediamo. Vedi gli anfibi? Veramente scomodo. Però adesso vediamo un pochino. Il problema è che sono anche contro sole, contro luce anche, come direbbe una persona che sa l'italiano, no? E quindi mi viene difficile pure leggere la chat. Però sai cosa? Perché sto passando lontano dall'acqua quando posso passare vicino all'acqua alla fine? Chi mi vieta di passare vicino all'acqua e rischiare di mettermi l'acqua nei piedi? Anzi, sarebbe soltanto divertente, al massimo. Che poi tutte queste strutture qua dovrebbero essere tipo dei lido, cioè dei lidi proprio, non Lidl, i lidi, quelli lì balneari, però non li conosco, quindi non ho idea di che cosa ci sia. Non darò nessun pugno e non correrò. Totally amphibi die. Togli anfibi, non toglierò anfibi. Non so chi l'ha messo, ma minchia, non vedo veramente un cazzo. Però non toglierò anfibi. No, non è un'opzione, mi dispiace. Per 5 sub. No, non è vero, stavo scherzando. Per 10 sub. Non è venuto. Gente fischiando. Che ci sta sempre bene, eh. Se non fischi, godi sono a metà. Sono Dania, sono l'unica che sta usando TTS. Dai Roma, meglio così Dania, grazie. Adesso non c'è bisogno comunque Dania, riesco a leggere la chat, cioè circa, non tutta, però riesco a leggere un minimo. Però dai, grazie. Donami 500 sub adesso prima che mi butti in acqua e rompa tutto. Non facciamo botte, Nacley, non facciamo botte. Cazzo vuole? Se no non c'è niente. Scusate, è che cringe un po' a parlare quando sono vicino alle persone, d'altronde è la mia prima volta in Sardegna, quindi capite bene che, no? Se ci pensi. Allora, sapete che io non me lo faccio fino all'infondo, Cioè, fino là in fondo non posso camminare fino a là, ma non avrebbe senso. Quindi a breve, oddio, castelli di sabbia! Non li romperò, lo so che volete che lo faccia, ma non lo farò, non vi darò questa soddisfazione. Va bene? Non hanno messo il follow a Vass e infatti adesso vado dietro e gli spacco le ossa. Dono wall, non semplicemente sono contro luce ragazzi, adesso infatti mi fermo, metto i cazzi e ci sediamo. Stavo cercando un punto bellino dove sedersi, però secondo me questo qua va bene. Comunque questo è tutto il poetto, cioè vedete che è un'insenatura bella grande da là fino a qua. È gigantesco. La sabbia è fredda? Non lo so, non l'ho ancora toccata, lo sai? Adesso aspettate che intanto setto il cazzo. Allora, intanto io vi lascio, anzi vi faccio vedere cosa sto costruendo, cioè, oddio, si vede? Sì, ok.
mi sono portato arrivato. No, sono arrivato preparato, volevo dire. Portato arrivato non vuol dire niente. Allora, ovviamente che asciugamano potevo usare, se non l'asciugamano dei 4 mori, ovviamente. Ah, però mi serve il poggia asciugamano, perché mia madre ha detto poi la sabbia è tutta palle. Mi ha detto proprio così mamma, e quindi devo mettere il proteggi sabbia e poi la sabbia. Circa, credo, una cosa del genere. Guarda, quello 14, 13. Cazzo si mette questa cosa? Gli ha fatto lavori da poco, messo a punto. Non ho capito come funziona. Stanno prendendo tutta la casa. Credo così. Non ho mai usato questa tecnologia, in Sardegna è appena arrivata. Ah, la voce! Ok. Non sto veramente capendo. Ok. Ok. Adesso posso mettere l'asciugamano sardo. Eccoci qua. A cosa serve questa cosa? A niente. Però l'ho fatto e posso dire di essere fiero di me. Oi 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 oi. Allora, forse in realtà le scarpe me le levo davvero, ma non lo vedrete. Non picchiarlo, non stavo picchiando nessuno. Aspetta che devo girare. Eccoci qua. Hai le scarpe piene di palle. Non credo sia vera questa cosa, oltretutto. Fai vedere i piedi, non farò vedere i piedi, un secondo. Ok. Non so se quando abbasso la schermata va. Non romperò il castello abusivo, poverini. Cos'è ste parts? Buttati al mare, non mi butterò al mare. Piuttosto si esserci un po' di caldo. Soprattutto dopo la camminata. Sente il caldo. L'abuso castivo. Tu lascia stare gli abusi dove stanno. Mi dà veramente fastidio che ho la chat in faccia. Aspetta un secondo. Non è questo, ma è questo. Posso spostarlo qua. Eccoci qua. Un po' meglio ora. Sì, decisamente meglio. Ti sta bene. Non c'è freddo. Hai detto ciola? Potrei averlo detto, effettivamente potrei averlo detto. È nelle mie facoltà dire una cosa del genere. Facoltà di giurisprudenza, medicina, un po' quello che capita. Ma la vera domanda è: dove cazzo ho messo la scatola degli occhiali? Spero per cortilezza di averla presa. L'ho presa. Perché altrimenti è ancora più difficile leggere tutto. Eccoci qua. Ah, molto meglio. Renato 1, vabbè. L'ultima volta che Greta è stata in live in spiaggia ci ha mostrato un buba in topless. Spero soddisfassi anche delle tue aspettative. Se voi ci c'è una signora di 60-70 anni, una cosa del genere, nuda. Bla. Non è vero, non c'è. E anche se ci fosse non me la fa rivedere, ovviamente, sarebbe assurdo. Vas, ma la 21esima lettera dell'alfabeto purtroppo l'ho persa. Si cambiano per un arabo per via della keffia e cambiano l'esercizio per arrestarti. Godo, content, è tutto content. Hai mangiato gli arrubiolus? Non credo, sembra veramente una parola finta, Anaclay. Però potrebbe anche essere vera perché non so benissimo il sardo in realtà. Prima anziana nuda in Sardegna. È vero, è la mia prima volta che vedo un'anziana nuda in Sardegna. E una signora mi ha sentito e si è guardata intorno sperando di beccarne una, però quello è un altro discorso. Ma mi sentite bene piuttosto? Non vedo chi si è fatto la sub, è tutto bloccato l'alert. Oddio, ho fatto cazzata. No, ho fatto errori. Bio, vabbè, Ghoul, forse era meglio non vederlo. Grazie Bio, grazie mille per la SAS. Come vas? Benvenuti, aspettate che sposto l'alert perché altrimenti non vedo quando arriva la notifica. Ok. Ho mangiato i pardulas. Non ancora in realtà. Non ho mangiato molti dolci sardi purtroppo. Ti piacciono che sono marseseadas? Magia, incredibile. Comunque sì. Ecco, pronti a far esplodere un aereo.
quello che ho nel braccio, perché ho il tatuaggio dell'aereo di Lost che esplode ovviamente. Kasumarzu l'ho mangiato, non oggi, non l'anno scorso, non 2 anni fa, 5 anni fa. In realtà è una data a caso. È buono, è un'esperienza, diciamo che è un'esperienza. Ma io perché mi sto guardando così in basso se posso allargare il cazzo così? Molto meglio, no? Testina di cazzo, parlo con me stesso. Batteria 50%. Top. Ma l'Oredus li gradisci? Vabbè, certo, ma che domanda è? Palle. Valerio Sardegna. Il caso Aprilu, battuta sempre verde. Questa qua? Formaggio con i vermi. Sì, è il Kasumarzu quello alla fine, perché Kasu vuol dire formaggio e Marzu vuol dire marzo. Delle bue tutte stesse non le ho mai viste, poi vabbè sì. Sempre gialla. Poi c'è un contrasto con i nomi completi. Poi Mustafa adesso ho letto. Ci ho appena fatto caso che qualcuno ha detto Mustafa. Me la collo. Acqua smerdatina. Io adoro i cotriddi. Non esistono i cotriddi, volevi dire tigoddiri, o meglio è tigoddiri ma in dislessico l'hai scritto. Però sono buoni, vero? Quando ti stantufano il culo, che bellezza, che bellezza. Poi avevo adesso il naso tutto qui presente in mezzo agli occhi e come sentite dalla voce sono molto fottuto, perché ovviamente i miei parenti non possono comprendere che se io scendo in vacanza una volta all'anno, forse, e dico forse, è meglio evitare di venire a cena di Natale con la febbre a 38, perché potrebbe capitare che poi mi fai contagiare il primo giorno di ferie e per tutte le vacanze potrebbe essere scomodo. Ma tralasciando questo fatto, adesso con l'aria di mare bella salosa, bella col sale, è meglio perché mi si sta spurgando piano piano il naso, quindi mi sentirete fare questo suono spesso. Poi un dessert clamoroso. La carta musica è buonissima anche quella, non so cosa sia. Valerio, puoi dire tigoddiri ad un mafioso sardo? Non abbiamo mafiosi sardi, non siamo in Sicilia. Sento caldo, sento fresco. Sciccareddu, maggiugori. Quello è siciliano oltretutto. Farei una IRL, quanto vicino devo venire? Con Gibbo? Pesos. Di sì. No, in realtà no, non credo. Credo ce ne saremo nel chilling io, Gibbo e Agnese, anche perché dobbiamo parlare di cose. Forse dobbiamo organizzare delle cose, quindi non credo. Bestia, vabbè. Grazie, Dio. Ma la gente che passa vede che tu parli e gesticoli col vuoto, occhio a non farti arrestare come se fossi una strega. Per fortuna sono in una zona dove non c'è molta gente. Vi posso far vedere esattamente cosa c'è. A parte ovviamente il mare. Qua a destra c'è questo, quindi il nulla cosmico. E qua a sinistra c'è questo. Un altro nulla cosmico alla fine. Non ci sono le gotiche colonne in bikini, però, avventuriero, altrimenti l'avrei già fatto. Io mal di gola dopo la sciata di ieri ho sete. Però almeno è sciato, pezzo di merda, io sono qua alla spiaggia. Che tu dirai, bello anche quello. No, va bene così. Che meraviglia, è molto bello. Ciao Everett, non ti avevo visto, presumo tu sia nuov. Non so, non vedo neanche i first time chatter, quindi purtroppo dovete darmi il beneficio del dubbio. Posto perfetto per seppellire un cadavere? Non credo, ci sono veramente tante persone in giro comunque che passano. Cioè comunque vedono qualcosa sia un cadavere, presumo qualcuno se ne possa accorgere. Prima si sentiva moltissimo parlare, ma perché quando passa la gente comunque credo che il microfono lo senta. Poi non ho controllato quanto... No, cosa ho fatto? Ho girato pasta. No, così ho mutato. Vabbè, niente, non posso far nulla. Posso cambiare la... Niente, non posso cambiare il microfono, quindi questo è quello che si sente. Io sono nuovo, non sei un nuovo avventuriero, non è mai vera questa cosa. Ma sei mai stato a Gubbio a proposito? Guarda, ti devo dire che mi viene il Gubbio. Forse sì però, forse sì. Non girare pasta. Ma poi si attacca, è un casino, veramente. Nuovo io sono. Ammazzati di sole. C'è tanto sole, ammazzati di sole. Vasco, com'è il pesce di Gubbio? Ho finito i modi in cui io possa rispondere alle domande del cazzo.
Credo che questa sia la risposta accurata e giusta a quello che mi hai appena chiesto. Momento sigaretta. Vi serve un po' di crema? Qualcuno? In caso ve la passo. Forse qualcuno ve la passo. Tieni, ecco qua. Gag stratosferica questa, eh? Non si vedeva dagli anni 80 una gag del genere. Quando ancora c'era i Gigio Massari alla conduzione televisiva, credo. Sai che Don Matteo la fiction è girata in Umbria? Umbria. So dov'è oltretutto. Preferisci il tonno o la guerra in Vietnam? Vabbè, questa mi sembra una domanda abbastanza ovvia. La figa. Pogga al poetto. My history. Ma ci mancherebbe Pokémon. Guarda che bel mare. Solo in Sardegna. Ciao history, come va? Inoltre prendere la corporazione come nemico per quello che dicono Vas, come dico sempre, a sciacquasa gonca, a subburricco si perde riaba, tempo e saponi. È vero, a sciacquare la testa all'asino si perde acqua, tempo e sapone. È vero, non serve a niente perché tanto se si è sporcato di merda una volta se ne sporcherà un'altra. Quindi tu dici lascia perdere Nico perché tanto se dice una cazzata ne sta per dire un'altra. Hai ragione. Il mare du Pog. Non so come si dica mare in sardo. Su mari. Forse mari. Amo le donne che sanno di merluzzo. Valerio, non l'ho mai detto. Non l'ho mai detto. Mai detto. Però vi dirò. Vi devo dire. Questa è la mia prima volta in Sardegna. Ed è molto rilassante fare la live dalla spiaggia. Con questo rumore delle onde. Voi lo sentite il rumore dell'acqua più che altro? C'è bisogno di sudare le masi. Chiedo veramente scusa, browser web. Voi lo sentite il rumore del mare più che altro? È tipo la sesta volta che lo dici. Chi è la testa di cazzo che ha detto questa cosa? Non riesco a leggere il nome. Chi è che ha scritto tipo la sesta volta che lo dici? Perché mi sembra proprio una frase da Dania che non capisce l'ironia di una battuta sul fatto che questa è la mia prima volta in Sardegna ed è una battuta presa per il culo di Joker. Sempre Dania, immaginavo. Conosco i miei polli. O i miei poli, se hai la testa quadrata. Un volume perfetto per il sottofondo. Ma allora possiamo dirlo? E diciamolo. Con tranquillità. Comunque nessuno forse se n'è accorto perché non l'ho fatto vedere. Questo era il mio zaino di scuola. Lo zaino DC. Perché io ero trendy ai tempi. Non si fuma. Oggi vai a pranzo al sacco? Ma sono le 5. Ah, ma perché tu sei in ritardo rispetto a noi, è vero? Perché tu... No, tu sei in anticipo rispetto a noi. Sei in anticipo. Che tu sei dall'altra parte del muro. Lo so che non si fuma, ragazzi. Teoricamente non so neanche se posso fumare in spiaggia, ma tanto comunque io non ho mai lasciato le cicche in spiaggia, quindi la cenere cenere. La cicca, quella lì me la riporto indietro ovviamente, o me la mangio, che anche quello comunque è tabacco, quindi. Sono nella Repubblica Dominicana e infatti mi ricordavo ben Thailand. Compra pipa Vas, facciamo i saluti letterati Gage. Ci potrebbe... è che non mi piace la pipa, cioè o meglio, non ho mai provato la pipa in realtà. L'unica volta in cui ho provato una pipa era per metterci dentro l'erba. Quindi non credo fosse proprio la pipa experience come dovrebbe essere, però l'ho provata. Non sono nella Sardegna fake, non è che spuntano nuraghe a caso. In realtà c'è un nuraghe lassù, adesso ve lo faccio vedere. Fatemi leggere un attimino. Io che sto ordinando il cibo perché abbiamo avuto casini, non abbiamo pranzato. Perché non avete pranzato? Hai bruciato i popcorn, Dania? Io non ho più niente da aggiungere. Si commenterà solo questo messaggio. Non me la faccio ogni giorno una pippa. Erano le mie palle che cadevano quelle. No, adesso è tutta appiccicata la sabbia. Che fastidio. Comunque sì, è veramente fredda la sabbia. Bella. 50 abitanti non è vero. Grazie mille per questa live. L'acqua è irrequieta. Non fermo, chat di merda. Il suono del mare che ci culla e tu, un caro amico con cui chiacchierare. Mi sento davvero un viandante che ha trovato un buon compagno. Un applauso, possiamo farlo. Appunto si chiama tipo Borra.
Il bong con ghiaccio sai che non l'ho mai provato? Mi sono fermato prima, mi sono spaccato di canne prima di arrivare a fare il bong. Avevo provato soltanto il Chilum. Ragazzi, non provatelo a casa, però l'ho fatto. Sono sghiotolato le tue palle. In base ad alcuni messaggi sì. Meglio uno spinello. Non fatelo, fa male. Ciao 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per 2. Perché sei tutto strecciato? Sto faccio qualcuno, La Coca-Cola zero per 3 mesi, 2 bottiglie al giorno. Non la bevo più, infatti. Provatelo al parco. Il bong? Secondo me viene un pochino scomodo. Però potrebbe essere un'ottima esperienza alla fine. Ma cosa succede se ingoi il fumo? Ti stavo per rispondere in modo ironico, ma ti risponderò seriamente. Niente, tossisci. Cioè, la sigaretta va nei polmoni, non puoi ingoiarlo. Puoi ingoiarlo, ma non funziona. Nessuno vuole soffrire. Sus un momento. Oddio, guarda, c'è un pane a casa. C'è un bambino che sta giocando con un'alga. Un bambino che sta trascinando un'alga, quello è il suo gioco. E il sole ci ha abbandonato. Un saluto al sole, ragazzi. Che come è arrivato se ne va. Ciao sole. Il massimo del divertimento in Sardegna. È vero. Noi ci divertiamo con poco. Picchia un bambino, quel bambino sono io, non sei tu, per fortuna. Raggio verde mai visto. In realtà, oddio, mi sono bucato il cane. No, la sigaretta nei pantaloni, che brutto. E non ho mai visto il raggio verde, soltanto in Pirati dei Caraibi. Sono due ragazzini che stanno urlando un botto e non stanno scopando, quindi non capisco. Oh, c'è troppo vento. Questo non mi stressa per niente. Ce l'ho fatta. Si trova sempre un Modor, come dicevano a Game of Thrones. Pieno di gente che urla, assurdo. Vas, prendi la fonte e sposta la fonte. Fatto, con la voce che cracca. Quando torno in Germania, il 2 notte. Qualcuno segue ma non so chi sia. Perché ho messo tutto a caso? Everett Ducklier, che hai scritto anche prima. Grazie mille per il follow, benvenuto, come va? Anche se in realtà sei già qua da prima. Grazie mille. Aspettate che devo spostare l'alert, altrimenti vedo soltanto Tuma. Quando parti? Allora, dovrei avere il volo alle 9:55 da Cagliari. Poi arrivo a Pisa, sto tipo 6 ore con Gibbo e poi parto alle molto tardi, 7:30 se non sbaglio, una cosa del genere. Non ci sono 200.000 spettatori, purtroppo lo vedo quanto siamo in 24, io non vorrei vederlo, però l'applicazione me lo fa vedere. Oddio, ma è Olivas fuori di casa. Sì, è vero, ciao Michele. Che poi questo oltretutto sei tu, è assurdo. Ti vedo da qua, pensa, è assurda questa cosa. Brio Brum, anche lui è sardo. Stavo cercando un modo per blastarlo ma non l'ho trovato, perché lui è perfetto così. Queste sono le sue palle, non è neanche un cuore perché non ci sono riuscito a farlo. Vado in Toscana da Gibo, sì, ci vediamo da Gibo. Ti volevo pure chiedere di venire, Brio, ma non sapevo che non saresti mai venuto. Quando live insieme, appunto, sapevo che non sarebbe mai venuto, quindi non gliel'ho neanche chiesto. Adesso mi dice, in realtà sarei voluto venire. Oh. Sicuro. Grazie per il cuore palle, prego, lo sai che io ci penso sempre. Jessex, grazie mille per il conto. 5 sub, questo è il conto. Grazie mille per il follow, benvenuti. Come vas in questa magnifica terra sorda?
Questa è la terra sorda. Nazero sbatti, immaginavo, infatti non te l'ho neanche chiesto. Oddio, la parola con la S, stolto. Un po' costoso sto follo. Bisogna iniziare a fatturare, io non ho più soldi, ragazzi. Aspetta, devo girare così, cos'ha? Percentuale batteria check, 27%. Porco Dio, l'ha fatta 2 secondi, 30%. Emergenza. Meno male che abbiamo un power bank di 30.000 milliampere. Fai una sabbia con la Castello. Ottima idea. Spoiler, non la farò. Ecco qua, vi ho connesso adesso, ragazzi, tranquilli. Non siete più scarichi. Amare non essere amato è tempus ingannato. Vabbè, Nacley sta cercando palesemente cose su Google Sard. Mi hai violato. Questo e tanto altro solo su OnlyVas. Adoro il tuo look. Grazie Just, grazie mille. Come vas? Da dove ci scrivi? Da dove ci telechiami? Io non riesco più ad accendere la sigaretta e c'è un bambino intorno a me. Questo potrebbe essere una combinazione molto fastidiosa per il bambino, più che altro. Non sei sardo, Nacley, sei romano, dai Roma dai, appunto. Civiglia veloce sulla spiaggia? Sai che ci ho anche pensato di comprare le biglie e fare una gara di biglie, però poi mi sono ricordato, ma chi cazzo me lo fa fare? Quindi non l'ho fatto alla fine. Sabbia Castello fai con un. Adesso inizia tutta la wave così. Accendila nello zaino. Questa è magia sarda, però come fai a sapere di questa strategia incredibile? Non sta funzionando comunque. Aspetta, ci riprovo più in basso. Aspetta che matto a fuoco il... Oddio, funziona così. Assurdo. Sì, ho avuto paura di bruciare lo zaino, però no, ha funzionato. Fate subito VIP Everett. Spoiler, so che lo posso fare soltanto io perché sono il creator, quindi era soltanto una scusa, una battuta così, ma non ti farò VIP. A meno che... Vasto shoppato, fermi. Sono fermate pure le onde, guarda. È tutto fermo, Dania, per questa affermazione incredibile. Cosa hai shoppato? Capiamolo insieme. Ricordi di gioventù? Effettivamente, no, io che... Un passo indietro. Quando io fumavo in spiaggia, comunque avevo gli ombrelloni, quindi bene o male c'era sempre l'ombrellone che copriva e non avevo di questi problemi. Una skin. Quanto sono piccole quelle sigarette? Si consumano a volte. La skin di Harley Quinn su Fortnite. Che cringiata, Dania, madonna santa. Che cringiata. Guardate che spengo la sigaretta e non la butto nella sabbia. Non la butto nella sabbia. Da me si usava accendere le sigarette con le incudini dei Ferrari quando c'era troppo vento. Sì, pugliese. Pausers, gente? Meno male che non la butto. No, è qua, la metto dentro lo zaino. Non buttate la roba nelle spiagge, che è già piena di merda di suo tutte le spiagge. Non ho il posazione portatile, ma l'ho messo semplicemente nello zaino. Porco Dio, mangi con quei sordi Dio can, Dania. Forse Nico non ha visto il video del salotto di Dania che ha messo su Telegram, Ora ti brucio lo zaino. No, l'ho spenta sulla scarpa. L'ho prima spenta sulla scarpa e poi mi sono assicurato che fosse bella spenta e l'ho messa dentro lo zaino, così appunto per essere sicuri. Quanto risenti il rock con questo giubbetto? Mi sento molto Berghain, proprio non so più parlare, assurdo. Mi sento molto Berghain, che è quella discoteca tedesca dove ci vanno appunto i drogati. Però la cosa assurda è che questo giubbotto, io sono alto 1,83, dipende dal giorno, a volte 1,83, a volte 1,60. Questo giubbotto è di mio padre, e mio padre è alto 1 metro e una speranza, perché lui è sardo appunto. Anche io sono sardo, però ho avuto la fortuna di non essere così tanto sardo. E comunque mi sta giusto. Quindi presumibilmente a mio padre la manica arrivava qua, a questa altezza, e non funzionava come manica effettiva. Ho visto ora la foto del 26 di Dania.
Esatto. Ora credo che tu possa capire il livello di pecunia che ha quella donna. O la famiglia. Hai la stessa altezza sia in Germania che in Germania? Che sia in Sardegna che in Germania? No, purtroppo c'è la tassa, quindi quando vado in Germania arrivo all'1,70. Però poi quando riscendo in Sardegna mi si alza solitamente nella tratta proprio che mi porta sulla Sardegna, più o meno a metà inizio a crescere di altezza, infatti è scomodo, perché molte volte devo pagare un altro biglietto, perché proprio mi allargo anche, e quindi devo purtroppo fare in questo modo. Basta, vi prego. Dacci i soldi, Daniele. Ora si spiega la quantità di tastiere di Dania. Esatto, lei, perché non puoi avere altre tastiere se non sei miliardario praticamente. Una questione di decompressione è verissimo, Nacli, ma anche perché qua in Sardegna abbiamo una pressurizzazione diversa. Essendo che la Sardegna è dentro una specie di cupola di vetro, in automatico tutto cambia quando sei in aereo e quando stai arrivando all'aeroporto proprio. Hashtag distinguiamoci di nuovo. C'entrava nella live di Dario, non c'entra più ormai. Che poi Dario ho visto che ha fatto comunque delle live ormai. È ritornato un pochino. Counter tastiere 6. Perché ne ha una nuova oltretutto. In tedesco. E c'era in tedesco. Sta streamando più di prima. Non ho capito cosa vuol dire. Ne prendo un'altra a breve pure? Ah, Dario, ok. Mi ero già dimenticato di aver fatto quell'affermazione su Dario. Sì, ho visto che ha fatto un bel po' di live comunque da quando ha detto che avrebbe smesso. Comunque non smesso, ma che non avrebbe più seguito il palincesto. Perché Dani è mod e non io? Lei era un coglionazzo. Perché nonostante lei fosse un coglionazzo, tu sei comunque più coglione. Perché le hai dato tu l'idea di fare la cosa di un coglionazzo, intendo. Fai dare pago. Non so cosa voglia dire quella cosa. E poi c'è il deguglionazzo incident, certo. No, fake. Dai. Qua intanto sta iniziando a scendere la temperatura, tanto, e sono soltanto le 5. Io mi aspettavo di avere molte più ore di luce. Avrei dovuto calcolarlo meglio. Bastano 10 minuti all'arrivo del cibo. Dai, passano spariti tutti finalmente, così puoi denudarti. Non mi denuderò perché c'è veramente freddo adesso. Ci sono 13 gradi. Col vento forse se ne percepiscono 10. Una cosa del genere. Ora è passato un signore che mi ha guardato malissimo. Proprio tanto male. Tuo fratello quanto è alto? Forse un 68? Forse? Denudati lo stesso è il bello della diretta. No, saranno i capelli lunghi. Secondo me il fatto che sto parlando a un telefono collegato a un cavo su un treppiede da solo. Però forse sì, anche i capelli lunghi. Anche quelli aiutano sicuramente. Vas a fare reaction schermate che abbiamo fatto su Telegram? Sì, schermo, applicazione. Strano, WhatsApp fuori, non dentro. Fatta, vedi? Tutto in presa diretta. Assurda questa cosa. Non è che sia un po' basso, è down, è vero, è più schiacciato. Anche di base, comunque, essendo più appesantito, è più basso. Io mi ricordo che da piccolo mi avevano dato, quando andavamo al centro, tipo al centro down, queste cose qua, e non sto scherzando, esiste un centro che si chiama centro down. Mi avevano dato un libretto a me per spiegare come, in modo per bambini, coi fumetti, cosa vuol dire avere la sindrome di Down. E mi ricordo che questo personaggio che aveva la sindrome di Down veniva mostrato come se avesse uno zaino appesantito e quindi era più lento a correre, era più lento a fare le cose, proprio perché era appesantito, era rallentato. Però torna anche col fatto che appunto era più basso, vedi? Perché aveva il peso che lo teneva giù. Grande Nico, anch'io l'autismo, quella per me è una degli apici di avventuriero. Lo so, Nacri, lo so, però in realtà era carina come idea, perché comunque ti raccontava da un certo punto di vista cosa voleva dire per alcune cose, almeno avere la sindrome di Down, quindi era figa come cosa, però un pochino strana come idea. Per una Yunzi al 66. Cosa vuol dire? Non so cosa sia questa cosa, Dania. L'idea c'è, esatto, l'idea c'era comunque. Un po' confusa, però c'era.
Non potevano semplicemente mettere un pene. Potevano. E forse l'hanno fatto, ma forse mi ha traumatizzato così tanto che l'ho rimosso. Ma se mi compri una Gibson SG Special, certo, mandami i soldi e te la compro. Ma che servono 6 tastiere? Perché non ne riesce a usare manco una, e quindi lei pensa che il problema sia la tastiera senza rendersi conto che in realtà il problema è lei. Non aveva mandato un messaggio, era marcata la tastiera, era la marca di tastiera, ok, non... Yunzi al 66. Poi ti lamenti che le tastiere non funzionano comunque, con una tastiera Yunzi. Secondo che c'è il titolo della live sulla mia fronte, mi dà un fastidio porco, non credo voi lo vediate, però mi sa che non posso neanche toglierlo. No, niente. Prova a fare il richiamo del cuculo. Oddio, un pavone. Ha funzionato. Assurdo, fuori di testa. Poi le rivendo e faccio soldi. Non ha veramente senso rivenderle delle tastiere, poi non è che ci fai soldi. Molto più comodo comprare tastiere in lingua diversa che imparare le varie lingue. Forse è per quello Dania vuole essere international e quindi si è comprata tastiere in lingue diverse. Francese, non è cecchipaone, sino, con la N di nostro. Scusa se chiedo, ma tuo fratello è un down quanto? È uno di quelli full optional? Mio zio è uno di quelli proprio full, ma ho conosciuto molti invece che quasi neanche te ne accorgi. Sì, solitamente ci sono 3 tipi di sindrome di down. C'è down e down. Mio fratello è down, è proprio il più down, come tuo zio probabilmente. Però sì, ne ho visti anch'io molti che sono soltanto down. Normale. Dai va, siamo gasati per questo torneo del Piangi. Manca ancora un partecipante. Io mi butto nel mare o dalla sella del diavolo. A proposito, vediamo se si vede. No, mi sa che non riesco a farvelo vedere. Fatemi provare. C'è un nuraghe lassù, però io non so adesso se riesco a farvela vedere. Lassù, tipo questa cosa qua, vedete quel capezzolino sulla montagna, lassù ci sono 2 nuraghi, quelli là, quei 2 capezzoletti qua, sono 2 nugarozzi non vuol dire niente, e puoi salire lassù, ci sono salito un paio di volte, e oddio, aspetta che ho cambiato tutto il course, guarda la sabbia che bella, dai. Visione sabbia, anzi così, aspetta. Guarda che poesia. Guarda che scena poetica, guarda come ti faccio lo slow pan, così. Mamma mia. Che regista. Soltanto su punto esclamativo un divas. Absolute cinema, assolutamente sì. Ciao Venom, come va? Mi sta venendo da vomitare, fermati vas. Aspetta che rimetto la fotocamera normale. Ecco qua, meglio così. Mare e montagna solo in hashtag Sardegna. Esatto. Te una faccia lunga come mai? Non ne ho idea del perché. Io vedo normale, però credo che sia il format della... Sto streamando con Streamlabs. Non so perché dia problemi in questo modo. Non ne ho la più pallida idea, veramente. Pensavo funzionasse bene, l'applicazione funziona bene, meglio dell'applicazione di Twitch stessa, però dà problemi a quanto pare, non so perché. Ma chi da PC ha risolto la cam schiacciata? Come ha fatto? Streamlabs fa schifo. Ho capito che cazzo uso, non funzionano le altre cose. Le altre cose facevano peggio. Ho provato Melon, no, ho provato Mu qualcosa e ha funzionato di merda quando l'ho usato in casa. L'applicazione di Twitch fa cagare al cazzo. Prism, ma c'ha il watermark, che fastidio. Prism, Moblin ho usato, Simo, grazie Simo. Moblin ho usato, sì, effettivamente quello ho usato. Quante volte l'ho detto usato? Troppe volte usato. Usato.
Però Prism non l'ho ancora provato. Però mi dava sul cazzo che aveva il logo Prism fastidiosissimo. Inizio ad avere veramente freddo. Oddio. Inizia a essere un freddo pungente, nonostante sia in spiaggia teoricamente. Oddio, stanno accendendo le luci. Aspetta, no, ho sbagliato tasto. Guarda lì, hanno acceso i LED. Lì. Stanno preparando per fare la movida, mi sa, Guarda tutti i LED. Sai che qui c'è serata tra un po'. Che si dice in terra sarda? Ma niente, sono rimasto male che il sole se ne sia già andato e io sono mezzo ammalato. Prove tecniche fuochi quando? Spero mai che esplodano le persone che usano i fuochi. Vas, ma domanda importante, dopo la spiaggia cosa fai? Ci porti a prendere una frittura mista, uno spaghettino allo scoglio? Ci porti al centro commerciale? Chiudi di botto dicendo una parola bannabile ma chiudendo il tempo così che non si senta? Sì, a tutto. No, però stavo pensando che andiamo a Cagliari, alla città che è là. È proprio lì. No, là in fondo è Cagliari, quindi andiamo là a Cagliari dopo. Ma quello è il Samsara sardo? Probabilmente sì, browser in realtà. Non ci sono mai andato perché non li conosco questi locali, però sì. Domani sto con un po' di erba o sarei a casa ammalato? No, ero già ammalato tutti questi giorni, sono comunque uscito. No, andrò al ristorante, mi sparerò 73.000 tisane per squagliarmi la gola e basta. Semplice. Samsara Saddu. Maledetti e pestosi. Dovrebbero morire. Ovviamente morte vera. Ok, sta caricando bene. Ruba molta batteria, però se lo metto in carica comunque si carica velocemente, anche se non si scarica abbastanza velocemente, quindi è ottima come cosa. Forza Sassari a Basso Cagliari. Bravo. Tanto a me non me ne frega un cazzo comunque. Può esplodere il Cagliari, la squadra. Che da quello che ho sentito mio padre è andato allo stadio a vedere Cagliari. Sembra Cagliari Inter fosse. Forse una cosa del genere. Cagliari Inter o Cagliari Juve. E ha preso il cazzo Cagliari, da quello che ho sentito. Il file vero non cura tutto. Il file vero credo che mi possa bruciare completamente tutti gli organi interni, soprattutto in questa situazione. Però mi riscalderebbe effettivamente. Tanto è la verità, Sassari è sopra, Cagliari sotto in Sardegna. È vero. Geograficamente parlando, Sassari è top. 3 gol da Antonio Mureddu. Giocatore dell'Inter che si chiama Antonio Mureddu? Non so, sembra proprio una cazzata, anche perché non ho mai sentito questo nome oltretutto. Antonio Mureddu. Sus, possiamo dirlo? Ma sì, diciamolo. Ho trovato un giochino. Aspetta. Bastone. Che poi questo qua è grande in realtà, non è. Però è un bel bastone questo. Che poi è una canna. Non la canna che pensate voi, birbantolli, ma è una canna perché è vuota, vedi? Hello Stick Nation, esatto. È pieno di canne qua. E anche dell'erba. Il Cagliari aveva vietato la trasferta a chi andava in provincia di Bergamo nel settore ospiti Cagliari-Atalanta Noppers. Non sapevo di questa cosa. Non so niente praticamente di queste vicende calcistiche. Non sono il mio pane quotidiano. O quotidiano se sei in montagna. Una volta ne ho trovato uno del genere in spiaggia e me lo sono ficcato in culo. C'è gente che si sta facendo il bagno. C'è gente che si sta facendo il bagno. Pazzi schizzati. Domani questi qua non ce lo fanno il capodanno, ve lo dico. Questi ragazzi, salutateli perché non li vedrete mai più. Domani non si sveglieranno. Impossibile, con questo freddo l'acqua deve essere gelata. Gelata. Aspetta, sto cambiando i cazzi adesso. Domani muoiono. Provate a toccarla? In realtà no. Andiamo a toccarla. Anzi, vado io. Vediamo un po', se vi rubano urlate, mi raccomando.
abbastanza tiepida comunque, non è per niente fredda, però non è comunque un'ottima motivazione per fare un bagno, non lo farò comunque. Mi sono accorto che ho chiuso il giubbotto col bottone sbagliato oltretutto. Oh. Touch some water, vabbè, quello sarebbe il modo di dire sardo effettivamente. Urleremo. Bravi. No, era calda. Cioè tiepida, comunque non era male. Però c'è un vento bello fastidioso. Quindi questi qui che sono lì. Ayusi stanno rubando, Vase Utesi Aiuto. Non ci stanno rubando, non è vero. Dania, grazie per i 69 bit, completamente a caso, 69 bastava uno, però lo apprezzo. Ma dov'è il bottone? Ah, è qua. 69, certo, ovviamente. Cos'altro potevo aspettare? Oddio, la nave da crociera! O una nave basta. Aspetta, adesso vi zoom. C'è la nave. Quella è la nave. Aspetta, questa. Aiuto, un uomo con una giacca nera lunga si sta importunando, sicuramente è nudo sotto. Non sono nudo sotto. Il traghetton. La nave saluta i poveri. Chissà dove sta andando quella nave. Beh, da Cagliari può andare soltanto, se non sbaglio, a Napoli e Roma. Fiumicino. No, non Fiumicino. Civitavecchia, se non sbaglio. Genova non passa a Cagliari. Genova vai a Olbia o a Porto Torres, che quindi è nord, però Genova non ha la tratta su Cagliari purtroppo, sarebbe bello. Spero non sia la Costa Concordia, no, sarebbe scomodo. Brindisi, non so dove sia Brindisi, ma sembra veramente difficile arrivare a Brindisi, comunque perché non l'ho mai sentita nel contesto del tutto. Poi là ci sono pure quei pisellini che vedete là. Quelle dovrebbero essere forse o barche o impianti petroliferi, forse, non ho idea. Va se il mondo è una sfera, come dicono, come facciamo a vedere la nave che è così lontana? Dov'è la curva di cui tanto parlano? Svegliatevi. Ma in realtà guarda che è vicina, è proprio, lo vedi quanto è vicina? Guarda, io adesso la tocco, guarda. Casino, adesso piangono tutti là dentro, gli ho mosso tutta la cosa. Non è così lontana come dicono. Brindisi in Puglia, ok, allora forse no. Secondo me è petrolio. È difficile rubare petrolio perché è vicino, è vero, però secondo me ci sono tante guardie. Lì in fondo poi c'è una luce nel mare, quindi credo ci sia una nave. Aspetta, vediamo se riesco a beccarvela. Dov'è? C'è una luce. Ah, è sparita anche da me adesso. C'era una luce là. Là, in fondo, la vedete? È al centro dello schermo, tipo. Qua. C'era una luce prima. Vediamo se la rifà. E mi sa che non la fa più la luce. Niente. Persa luce. È caduto a Berlino, ho lasciato la luce. Merda, ho lasciato il forno. Cazzo, che casino. E adesso mi brucia tutto il Quirinale. Ci avevo pensato, effettivamente ho lasciato la luce accesa. Portati dalle meretrici, dalle sultane e dalle adultere. No, non lo faremo questa cosa, però credo che a breve ci incammineremo, perché prima di tutto sta diventando molto buio, e secondo c'è tanto freddo. Sì, quindi credo che a breve inizieremo a incamminarci verso la macchina, che non mi ricordo. Ah no, è verso di là. Hyperweb Apps, grazie mille per il follow, benvenuti, come vas? C'è il TTS? Sì, per un bit. Basta che doni con un bit, c'è il TTS. Non serve adesso, tanto riesco a leggere la chat. Più che altro l'ho messo dopo per quando saremo in macchina. Solo un bit? Sì, perché non ho non sono riuscito a mettere il TTS normalmente nella chat per farmela leggere, quindi ho dovuto mettere così. Prova, esatto, l'ho sentito. Anche se ha una voce molto fastidiosa questa prova, non è proprio la voce migliore. Non so se la posso cambiare in realtà. Vai a vedere. Stream settings. Audio settings. No. Audio volume. Vabbè, al massimo e via. Event list. No.
Advanced settings. No? Non ho idea. Ci accogliamo quella. Si può fare probabilmente, sì, probabilmente dal sito di Streamlabs, però non dall'app. La lingua ci ho provato dal sito, non me lo fa cambiare. Boh, che live di merda, mamma mia, va sveglia per prendere un treno e vattene in qualsiasi città italiana con un telefono, 2 powerbank e un trepiedi per piacere. Devo prendere quella nave, infatti adesso inizierò a incamminarmi in acqua, Nacley. E poi andiamo probabilmente a Roma, Civitavecchia. Ma poi si vede bene, no? Vedo che sto condividendo sto andando a 6 mega. Non so quanto mi durerà internet, però vedo che c'è una connessione bella forte, no? Quanti ricordi? Vabbè, non c'entrava niente. Zero proprio. Zero senso in quello che hai detto. Sono già usciti quelli che si sono fatti bagno, se ne sono già andati comunque. Mi sa che hanno toccato. Si sono resi conto che forse potrebbe essere un pelino scomodo farsi una. Dai. Andiamo al concerto e si fa un meet and greet, un meet con Nicolas Della Fiore? No. Io ho già fatto ieri il concerto di Tananai, una cosa incredibile, un'esperienza che mi porterò nel cuore. Per sempre. Molto bella come esperienza. Meravigliosa. Adesso mi giro una sigaretta per il tragitto, che poi è un casino. E ci incamminiamo verso la macchina perché sto iniziando veramente a surgelarmi e contando che c'ho anche il po' il naso raffreddato, la gola staccarata, forse è il caso di incamminarci verso Cagliari. Più che altro non so dove portarvi a Cagliari, cioè ci sto pensando dove si potrebbe andare un po' ovunque, ci sono tante cose da fare a Cagliari, forse 2, però forse il porto, no? Piano Conquest Sigarette di Droga. No, questa sigaretta di droga. Non è sigaretta di droga, è tabacco, Venom. Guarda che l'area di mare libera i polmoni. Sì, l'area di mare libera i polmoni. Il problema sono i 2,5 gradi che sento adesso con questo vento fastidiosissimo. Quella è l'unica cosa un pochino scomoda. Infatti adesso inizio a riapparecchiare lo zaino, così. Porti da Shai che gli facciamo gli auguri di buon anno. Sapevo pure dove aveva lo studio, perché io l'ho visto quando si stava trasferendo dallo studio vecchio a quello nuovo, infatti ho fatto una foto. Però non so dove sia attualmente. Il problema sono i chili di catrame che ti fumi ogni giorno. No, quello mi sembrerebbe veramente strano, Nacli. Credo piuttosto che sia l'aria di mare che mi sta facendo male. Sono allergico al sale. Ho un'idea incredibile, fai la tier list dei cellulari. Come faccio a fare la tier list dei cellulari, scusami? Ma poi perché adesso ti è venuta in mente questa cosa? Allora, questo dove lo metto? Secondo voi un powerbank nella sabbia è un problema? Secondo me no. No. In caso esplode è colpa vostra. Io vi do una visuale su quello che sto facendo, ovvero semplicemente rimettere a posto il tutto. Vi do così, aspetta. Guarda che meraviglia di... Si senti così perché hai sedato la voce in inglese ti godri. Vabbè, ti godri non c'entrava niente, però sì, lo so, ma non l'ho cambiata io. Cioè Streamlabs non mi dava la possibilità, è quello il fatto. Travagna, scusate, mi è veramente preso così, ma non c'era bisogno. È stato impulsivo, è stata una reazione impulsiva. Eccoci qua, asciugamano pronto. Questo non ho idea di come chiuderlo, non ho neanche idea di che cazzo dovrebbe essere in realtà, non mi è ancora ben chiara come cosa. Sto capendo come funziona questo merda di coso.
abbastanza semplice in realtà. Stavo incazzando per niente. Come al solito. Niente di diverso dal solito. Classic sardo, vabbè. Secondo telo sotto non è servito a nulla. No, beh, non ha fatto insabbiare il telo che stavo usando, quindi è ottimo alla fine. Va sops. Vabbè. Non so dove ho l'accendino. Dove ho messo l'accendino? E adesso mi sa che mi faccio un bocchino. Ah no, ho trovato. Ok. Risotto. Eccoci qua. Venite con me, dai. Allora, questo lo metto in tasca. Adesso come cazzo lo dovrei accendere? No. Ok, sì. Ok, ci siamo. Posto della droga che è nelle tasche, non ho niente. Guarda che bella prospettiva così. Col giallo del sole che se ne va dietro. Questa camminata incredibile. Un panorama che poche persone al mondo hanno visto, porca madonna. Cercando dove sono i... No! Mi hanno battuto sul tempo. Li hanno rotti. Aspetta. Hanno rotto questo. No. Volevo romperlo Quando io. presidio in live con Facilia Pompa in Boca, Fisandoti saltare la testa in live. Non farò un suicidio in live. Prossima volta accendino antivento. Prossima volta teoricamente non fumerò più perché voglio smettere di fumare quest'anno. Però sarebbe stata un'ottima idea l'accendino antivento. Bas, mi sono perso qualcosa. Avevi smesso di fumare, vero? Sì, dal 2025 ho detto che avrei smesso di fumare. Cioè comunque dal ritorno in patria tedesca. Tu Everett fumi? Guarda che bello questo. Aspetta. No. Guarda che bel panorama. Qua ci faranno questo qui è il Samsara veramente, credo. O comunque adesso c'è pure addirittura lo schermo piatto al Plasmon. Assurdo. Quest'anno, quindi 2024? No, 2025. Mi si è spenta, mannaggia la Madonna. Come direbbero ad Auschwitz. È impossibile che lo accenda così, vero? Ora funziona. Non fumate. Non prendete esempio da me. Purtroppo sì, una sigaretta post lavoro. Sigaretta dici? Va bene. Non c'è Rubino per fortuna. Non c'è Burubino. L'avrei già sentito altrimenti. Compra pipa in Sardegna per risparmiare, così non aspiri fumo ed è più facile smettere. Però poi mi viene un tumore alla bocca, presumibilmente, no? Non è quello che ti fa la pipa. Allora, non so se passare. Passiamo da qua. Ah, è proprio un ristorante. Fanno tipo roba di ristorante là. Di ristorazione o gente del genere. Vas?
Tomorrow rischio di settimana andando in live e la gente vestita di nemico. Verissimo, verissimo. Purtroppo è vero. Ma va bene così, a noi piace il rischio. Anche perché chi non rischia non raschia. Che spettacolo, eh? La cosiddetta bussola, questa si chiama. Incredibile. Incredibile. Aspettate che rigiro. Punta al nord. Punta dove ci sono i sogni. Nacle, ricordatelo sempre. Dai, Cagliari, dai, no? Non era così? Forse mi sono confuso e non era così. Quindi al nord, bravo, bravissimo. Portaci dove ci sono le persone. Adesso vado in macchina e andiamo a Cagliari. Punta a Berlino, non punta a Berlino, ve l'assicuro. Piuttosto sto pensando come cazzo tornare alla macchina, perché qua ci sono 1000 lavori adesso. Adesso sono nel passo pedonale. Che c'è tutta una zona pedonale di tutto il Poetto, è lunghissima. E vediamo un pochino come cazzo arriva a Cagliari, cioè la macchina. Passo pedonale sardo, certo. La gente mi ha guardato malissimo perché stavo registrando appunto con un treppiede, però va bene così. Boulevard of Broken Hadas. Bello Boulevard of Broken Hadas. Guarda lì che bello. Oddio no, il palo. Dicevo che quando fosse qualcuno a fianco è pure hard. Ho capito, perché mi guardano pure male, mi guardano. Sì, calcola che non sanno neanche cosa è loro probabilmente. Sono nuovi a queste nuove tecnologie. Quindi per ora è assurdo che qualcuno possa usare un telefono. Non è Catania, ve l'assicuro. Per fortuna non è Catania. Non posso sportarvi a scostumate, è illegale comunque. E non sarebbe il contenuto che farei io comunque. Bisognerebbe chiedere a Rubino in quel caso. Risate. Non lo farò, non lo farò. Non lo farò. Non lo farò, non lo farò. Non lo farò. Non lo farò. Se vedete che non lo farò, non lo farò. No, più che altro sempre che non lo farò. Perché quella è la classica trappola sarda. È così che ti rubano la verginità anale, eh? Voi non lo sapete, ma io sono esperto di queste cose. Non di rubare verginità anale. Sono esperto della Sardegna, più che altro. Sempre nei cestini. Non posso farvelo vedere, però lo sto buttando nel cestino. Oddio, tutto rotto, tutto. Ok. Non so ancora usarlo questo braccio meccanico. Riprese che manco Pasolini. Beh certo, ma qui c'è la qualità. Guarda che incredibile lo stagno così. È bello, A parte le macchine, però per il resto è bello. Ora devo soltanto ritrovare la macchina. Spero che mi investano. Che comunque è una sfida non da poco, Cercherò di mettermi dietro il guardrail nella speranza che non mi tocchino. Ah! E c'è una siepe davanti a me qua. E come cazzo faccio? E mi blocca quella.
Ok. Ho un piano d'azione. Vediamo. Posso scavalcare qua. Sperare che non mi investano. E ce la facciamo. Dai Roma. Dai. Pericoloso. Minchia, qua sfrecciano a 200 all'ora. Non gliene frega un cazzo. I sardi di merda. Che anche io sono, ricordiamolo. Oddio. E qua mica potrei entrare. Ma io sono pazzo. Solo per voi. Ma poi non ho capito che cazzo di lavori stanno facendo qua. Non mi è chiaro. Oddio. No, ma state scherzando? Ma siete fuori? Ma questo è Totino Ligas! Pog! Incredibile cosa! Impresa onoranze funebri, fioricoltura, lavorazioni lapidi e monumenti. Assurdo! E questa è la nostra magica autovettura. Aigo, Toyota. Blu elettrico. Blu notte. Blu speranza. Blu di ricordi. Blu di tutto quello che c'è. E ora c'è la parte più complessa. Riuscire a rimettere il telefono come era prima, perché non so come ho fatto. Mi ha aiutato mamma a farlo prima. Mamma, aiuto mamma. Aspetta, allora, vediamo un po'. Questo andava infilato qua. Non preoccupatevi, siete a testa in giù, ma non temete. Non temete. Ritorneremo giusti. Non vi preoccupate. Bisogna capire un attimino soltanto cosa bisogna fare qua. Secondo. Adesso vi rimetto giusti, non entrate nel pan. Non temete. Ok? Non so come fare. Oddio, non funziona più il cazzo. Non so più come far. No, roto tutto, roto. Aspetta. Ci arriviamo. C'era un'impostazione sbagliata. Ok? Con calma, non abbiamo fretta. Adesso si risotto. Ecco qua. Sì, ma non puoi rigirarti, pezzo di merda. Ok. Ok, ci siamo in pista di nuovo. Non mi sembra omologata per 19, tocca denunciare. Non c'è bisogno di denunciare nessuno. Allora, il volume è al massimo, ma io credo che non riuscirò comunque a sentirvi bene dal coso. Si vede bene, si vede si vede il volante, si vede tutto. Ok. Va bene, dai, vai, bene. Allora vado. Eccoci qua, di nuovo in pista. Di nuovo nella fatidica pista. Allora, vediamo se non ci facciamo prendere da una macchina. Ok, non c'è nessuno. Perfetto.
Allora, tolgo il volume della radio così se mi date un TTS cerco di capire che cazzo dite. E intanto guido. Qua c'è anche un bellissimo autovelox. Spero veda. Qualcuno mi può mandare un beat, cioè per capire se si vede bene? Basta una persona con un beat. Mi protraggo in caso arrivi. Si vede lungo. Ok, ho capito si vede ma non ho capito l'altra parte, ma non importa. L'importante è che si veda e allora si gode il rotondon. Ah, comunque per chi se lo stesse chiedendo, la macchina è automatica, è per quello che non uso questa mano. Posso fare questo? Stronzi, coglioni di merda. E via. Senti come ruggisce, senti il ruggito dell'Aigo, la potenza, la perseveranza, ma soprattutto l'asianicità. Asianicità. Non credo sia una parola bella, però facciamo finta di sì. E andiamo un po'. Allora, teoricamente, perché io vivo a Cagliari, ma cioè ho vissuto a Cagliari per tanto tempo ovviamente, ma le mie competenze cagliaritane sono veramente basse, quindi sto ragionando su dove dover andare per arrivare al fatidico Cagliari, che chiamiamo Castello qua, perché il castello di Cagliari, la zona di Castelli, la zona antica, la storia e la leggenda. Cagliari, che posto meraviglioso. Un'ambulanza. Poesia di Natale se Nemo dosista san poti beni ignanzi onsideris suo fratello si sarebbe meno pensieri e meno pin il mondo ni sarebbe assai più bello. È vero, il mondo sarebbe assai più bello. Ho capito dopo cosa stava cercando di raccontare quel messaggio vocale con un accento non nostrano. Grazie a chiunque abbia mandato quel messaggio. Chiunque tu sia, sappi che c'è qualcuno nel mondo che ti vuole bene. Ma non è qua. Trovalo. Chi si vede? Stavo pensando di accendere la luce così, però mi sa che prima di tutto non riesco più a vedere la strada io, comunque diventa fastidioso, ma poi potrebbe essere peggio perché non vedete la strada se accendo la luce all'interno della macchina, dell'autoveicolo. E oltretutto mi sto pisciando addosso, che è una cosa comunque da non sottovalutare, Forse avrei dovuto pisciare al mare, ora che ci penso. Quello era il rumore delle gomme. Finalmente un pochino di calduccia, di carducci. Ci sono anche dei fenicotteri che volano, ma sono sicuro che non li vediate. È troppo scuro e ci sono troppe luci. TTS 07. O7 ho sentito? Cosa vuol dire O7? È crashata la live? Beh, stavo per dire, se è crashata la live fatemelo sapere, ma se è crashata non potete farmelo sapere. Beh, nel dubbio farò come se non fosse crashata la live. Punto esclamativo Prime. Fini o benzina. Fini o panzina, ok, ho capito, non è crashata. Allora, qua siamo proprio, non so se riuscite a vederla questa, cioè c'è l'acqua qua allo stagno, che sono le saline in realtà, perché qua storicamente noi prendevamo il sale da qua. Quante cose di storia sarda so, Non se l'aspettava nessuno. Piccola rotondina, tanto qua a Cagliari abbiamo una specie di kink per le rotonde. Dove siamo diretti? Credo di aver capito, siamo in diretta, però non ne sono certo. Ecco il sale sardo che si inizia a sentire dalla mia gola. Bel beat. Date un applauso a quella persona. E basta. Aio! E
una strada a 50, puoi andare minimo a 100, dai, su, via, lo sanno tutti. Questo è palesemente un turista che ha affittato un'auto, non si spiega altrimenti. Wohin Dieisegit. Quello era tedesco oltretutto, mi sa. No? Cagliari! Il cartello, la rappresentazione, la storia, Castello. Che poi noi abbiamo qua i cartelli doppi solitamente, quello non era doppio, però solitamente il cartello dice sia il nome della città in italiano che il nome della città in sardo. Tipo dove sono cresciuto io è Selargius, però il nome sardo è Ceraju, scritto con la X, Xerasiu, con la X di nuovo, credo, non lo so, facciamo finta di sì, sono io il sardo alla fine, sono io che devo sapere queste cose, non voi. Comunque credo che massimo 10 minuti siamo là, a occhiometro. Qua oltretutto c'è il parco giochi, tra virgolette, nel senso le nostre montagne russe e quella zona dove ci sono i paninari, che noi chiediamo caddozzoni. Caddozzone vuol dire lo sporcaccione, quello lì che è sporco, proprio nello sporco schifoso, perché hanno le unghie piene di schifo e di unto, toccano il cibo e i soldi simultaneamente, a volte mettendo addirittura i soldi all'interno del panino stesso. E qua c'è la zona appunto dove ci sono tutte le varie giostre, il famosissimo, che forse c'è anche nel resto d'Italia, non ne sono sicuro, è il bruco mela, quel bruco che entra nella mela come giostra per bambini piccolina. Poi vabbè, ci sono alcune sale giochi che in realtà stanno morendo, biliardini, proprio calcio balilla, forse addirittura anche il biliardo, quello lì a 8 palle, perché purtroppo si è fatto un bagno nelle saline e gliene sono uscite più di una. Però questa montagna che vedete davanti, non sono sicuro che la vediate, però c'è questo monte davanti a noi nero, è quello lì che vedevamo dalla distanza, quella che è appunto la Sella del Diavolo, che in questa zona oltretutto ha una zona militare, perché qua ci sono i militari ancora, e questa zona è tutta recintata come zona militare. Tu puoi passare soltanto da dietro per andare in cima al monte, ma non puoi passare qua in questa boscaglia che c'è qua davanti. Però qua a questo punto c'è la zona, diciamo, VIP, la zona VIP del Poetto, quindi della spiaggia, che si chiama Marina Piccola, quindi marina piccolina proprio. È italiano, in realtà non so perché l'ho tradotto, perché italiano non è neanche sardo. Quei fanno i test militari ci dicono in TV? Non farò test militari e non ho capito cosa hai detto poi dopo. Però non posso fare i test militari, effettivamente. Però sì, qua a Marina Piccola diciamo che ci sono bar, posti dove mangiare qualcosa, delle orecchie e tutte le altre cose che solitamente trovi in posti dove ci sono VIP. Sì. Qua devo cambiare corsia e non schiantarmi. Eccoci qua, pronti. Oltretutto vedo addirittura la gente dalle altre auto che mi guarda, che cerca di capire cosa c'ho nel sedile, perché loro giustamente vedono qualcosa che sporge dal sedile del passeggero ma non capiscono cosa, giustamente, quindi gli viene il gubbio, famigerato gubbio. C'è addosso, sbrocco. Trovare un bar dove non c'è troppa gente, però sono già sicuro che anche se ci sono 2 persone saranno tutto il tempo a fissarmi, ma va bene così. Piuttosto mi sta venendo un altro dubbio esistenziale: come cazzo arrivo da qua alla città? Non ho messo in conto il fatto che potrei perdermi. Da dove cazzo passo? Passo adelante al massimo.
Vediamo se riusciamo ad arrivare da qualche parte. Questa macchina di davanti è oltretutto del Lussemburgo. Mai visto un'auto del Lussemburgo in Sardegna, credo. O forse lo sto dicendo per far sembrare questa live molto più unica di quanto in realtà non lo sia. A voi la scelta, a voi la scelta. A voi la scella. Di coccole, sempre e comunque. Se ho voluto dirlo mentre sono in auto, forse non è il top dire che mi ammazzi. Si è mosso qualcosa nel sedile del passeggero, tipo oddio ma che cazzo è? C'è lo zaino giustamente che si è mosso come ho frenato, normalissimo, però mi ero leggermente dimenticato del fatto che avessi un'altra cosa nel sedile del passeggero. Non ho sbagliato, l'ho detto apposta per errore. Faccio una persona che sta camminando sulla superstrada con tranquillità. Niente gliene frega allora. Niente. Ah, ho capito come arrivare, ok, ci siamo in pista. Pensavo di essermi perso, ma in realtà ho capito dove siamo e ho capito come arrivare a Cagliari. Cioè, siamo già a Cagliari in realtà, però ho capito come arrivare al centro Cagliari. Che poi teoricamente, se non è ACO, dalle 7 i parcheggi dovrebbero essere gratis, che non sarebbe per niente male. Per niente male. Questa borsa mi sta mettendo ansia che si muove. Who knows Cape Terra? Non ho capito, ho sentito schivi di terra, ma non credo fosse quello per niente. Oddio, in realtà, conoscendovi potrebbe essere che abbiate scritto schivi di terra. Non so perché, però forse l'avete scritto. Questa è Cagliari città, ragazzi, cioè non è che si sto facendo vedere Mimì e Cocò, non è che vi sto facendo, non siamo qui mica a pettinare le bambole, come diceva un famosissimo comico del Colorado Show, uno degli show migliori della comicità italiana. Ma vi sto mostrando proprio la vera città, l'essenza, la capitale della Sardegna, un posto maestoso. Come vedete, queste sono le 7 di un venerdì, che giorno è oggi? Ma oggi è lunedì. E allora vi ascolto! Chico Cape Terra? Chico che Chispitera. Non ho capito, non ho... Ma voi sentite gli alert come li legge? Perché non sono sicuro che sentiate il suono dell'alert che viene pronunciato. Altri dossi, perché immancabili dossi. Ma io mi sono sempre chiesto... Sei scemo, ho sentito forse. Io mi sono sempre chiesto, ma... Perché io ovviamente non ho mai guidato in altri terreni italici che non sia la Sardegna, se non sbaglio. Ma i dossi dissuasori, quei dossi che vengono smessi spesso, qua che ne avete visto tanti già, vengono usati tantissimo anche in altre città italiane o è soltanto in Sardegna perché non sappiamo gestirci e se non c'è un dosso andiamo a 350 all'ora? Questa è una cosa che non ho mai approfondito, diciamo. Qua comunque c'è una chiave per aprire la porta, me ne sono appena accorto. Non so se riuscite a vederla, ma c'è una chiave. Chiave finta, ovviamente, però è una chiave. Oddio, il PF! Il pullman, per forza! Questa proprio low tier battuta che non fa neanche ridere. Però ci ho appena fatto caso che noi abbiamo un pullman... che si chiama PF. Assurda cosa da mandare, mandala a Dario, mandalo nel daddy di Dario, dai. Scusate, le macchine della Toyota fanno così, quando stai cercando di accelerare si entra un pochino in questo loop e il motore più che altro, secondo me devo fargli fare un controllino, che non la guido mai quindi non le sento spesso queste cose. Poi ho coperto il suono di un TTS oltretutto. Cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi prima che veramente mi schianti contro un palo. Allegorico. Palo allegorico sempre. Dosso, balosso, sedane finocchio,
Era una filastrocca, ma non me la ricordavo tutta. Occhio balocchio, sedano e finocchio forse. Se ti muovi sei un tocchio. Qualcosa del genere. Non mi ricordo esattamente come fosse, ma mi ricordo che era una cosa che dicevamo da bambini spesso. In realtà forse non è la cosa migliore dire cose che dicevamo da bambini, visto che molte cose che dicevamo da bambini sono oggigiorno bannabili in tutte le piattaforme. Allora, momento riflessione. Dove cazzo parcheggio? Posso andare o a sinistra qua o rischiarmi la giocata e parcheggiare al porto. Io mi rischio la giocata. Ciao cari, ci si vede. Rischia la giocata. Proprio lui, un Livas, che sta per passare 3 ore girando perché non trova un parcheggio. Probabilmente questo è il futuro che aspetta il nostro eroe. E questo è il centro di Cagliari. Questa è la zona clou, la zona dove succede il tutto, ma anche il niente. Perché alla fine a Cagliari non è che succeda così tanto. Però è la zona più piena. Infatti qua c'è il porto, qua a sinistra c'è il porto di Cagliari, da dove è partita oltretutto una nave che abbiamo visto prima. Assurda, ce n'è un'altra oltretutto, la vedo qua adesso, ma non posso farvela vedere per ovvi motivi. Un altro PF? No, non è un PF quello è un 31, che oltretutto noi abbiamo un 30. Questa cosa è incredibile, non ci avevo mai pensato. Noi abbiamo una linea che si chiama 31, che è la linea che passa proprio a Selargius, dove vivo io, quindi l'ho presa tante volte. Quindi il 31 mi rincorre da tanto tempo. È bello stare sul 31. Ah no, è il 30 questo qua, però c'è anche il 31, forse è quello dietro. Perché il 30 fa un giro e il 31 ne fa un altro, e quindi si bilanciano così. Però io ho sempre preso il 31, cioè la maggior parte delle volte, perché in realtà se da un giro fa una cosa e dall'altro giro fa l'altra, ogni tanto ti serve anche il 30. Però sì, mi sa che il piano parcheggiare al porto potrebbe essere grigia, potrebbe venire un po' scomoda. O forse avremo una botta di quello che veramente hanno cambiato tutte le vie, quindi bisogna fare un giro assurdo. Cioè, io devo andare qua a sinistra in questa zona che vedete qua oltre le palme, ma per arrivarci mi sa che devo fare un giro da coglioni di merda. Essendo sardi poi, niente di assurdo. Assurdo, sardi. Incredibile. No, sbagliato tasto. Devo andare in retromarcia. Sbagliato piccolo tasto. Aiuto. Sto cantando la canzone di Mahmood, ovviamente. Chiaramente. Oddio, hanno cambiato dei pullman. Oddio, abbiamo pullman nuovi. Cioè non il numero, ma proprio la qualità del pullman. C'è un aumento di qualità assurdo qua, eh. Cagliari forse si sta avvicinando ad essere un territorio quasi adatto alla vita umana. Forse tra una ventina d'anni. Però, oltretutto qua vicino, lì in diagonale, lei non lo vedete, però c'è il posto dove Len mi ha mandato la foto un giorno, non perché ci ha dato lui, ma perché l'ha trovata su Google e diceva che non era Cagliari, però è proprio là, quindi forse se ce la faccio ci mettiamo proprio lì, così gli dimostro quanto è pezzo di merda. Ah, ecco perché c'è tutta questa fila, c'è la polizia. Godo. No, è un incidente, non godo più. Però mi sa che c'è un blocco, cioè o un posto di blocco o c'è stato un incidente, non capisco. O forse semplicemente stanno lì in mezzo per non far fare coglionate alla gente, soprattutto questi giorni che la gente esce di testa e fa il cazzo che gli pare.
No, l'hanno bloccata quest'auto, quindi mi sa che gli hanno fatto il blizzone. Mi sa di sì, hanno fatto il blizzone. Perché c'era una moto davanti e una moto dietro che la bloccavano, quindi mi sa che hanno trovato qualche ricordo, qualche odore magari li ha tirati a loro. E la Madonna. Ok, ora io dovrei girare qua a sinistra e poi non so come entrare dove voglio entrare, perché mi sa che hanno cambiato la strada, mi sa, non ne sono sicuro. Oddio, è verde, Pog! No, tu non passi, non me ne frega un cazzo. Sì, è qua, se io la prendo larga, eccoci qua, godo direttamente al porto. Eccoci qua. E qua da qua partono le navi, da qua a destra. Adesso cerchiamo un piccolo parcheggio, magari addirittura che non bisogna pagare, sarebbe ottimale come cosa. Non che si paghi molto al parcheggio di Cagliari, solitamente tipo €1 ogni 3 respiri fatti, però sarebbe meglio non pagarlo. Se potenzialmente riuscissimo a trovare, che poi alla fine chi cazzo dai? Volete davvero che mettano multe il 30 dicembre? Secondo me è una cosa assurda, non capiterà mai. Detto, fatto, 100% multa. No, allora, qua vedo già, intuisco qualche parcheggio, o meglio, perché questi non sono parcheggi legit, però intuisco una possibilità creativa. Tipo qua, alla fine, cosa mi vieta dal parcheggiare proprio qua? Alla fine soltanto il coraggio me lo vieta. Oppure, se io vado così tutto dritto, finisco dentro l'acqua direttamente. Un momento di silenzio perché altrimenti non posso guidare. Pip, 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 pip. Pip, 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 certo. Ok. E ci siamo. Controllare sedere posteriore. Sì, va bene. Grazie al cazzo. Allora, io mi devo prendere soltanto questo. Quello zaino posso lasciarlo potenzialmente qua, nella speranza che non spacchino la macchina per prenderlo. Ma no, queste cose non succedono in Sardegna, quindi non dovrebbe essere un problema. E poi vi prendo a voi. Eccoci qua. Eccovi qua. Ciao. Bentornati. Siamo tornati. Teoricamente non mi serve nient'altro. Fatemi ragionare un attimo. Non dovrebbe servirmi nient'altro. Però qua c'è il porto. Eccoci qua. Bellissimo. Ciao fratellesco, benvenuto, come va? Speriamo di trovare qualcuno per strada che gridi in Sardegna sconvolsi, in Italia sconvolsi, in Europa sconvolsi, del mondo rosso-blu. Non credo succederà, però è una bella speranza, è una bella speranza. E la speranza è l'ultima a morire. Questo è il porto. Guarda che figo. È un porto, assurda cosa. Tira fuori canna da pesca. Guarda, è da un po' che mi sarebbe piaciuto. Oddio, un aereo. Non si vede. È da molto che non pesco, quindi in realtà ci sarebbe anche, ma non ho purtroppo una canna da pesca a portata di mano. E qui ragazzi, ecco qua, la Rinascente. Incredibile struttura di vendita e di compraggio. TTS chiedevano proprio quello, non credo. Ah, chiedevano quello? Conosci Capoterra? Ci ho passato molti stati 20 anni fa. Capoterra non è neanche così tanto lontano da qua in realtà, però non ci sono mai stato così tanto tempo perché non c'è tanto da fare a Capoterra. Piuttosto perché passavi molti estati a Capoterra? L'oceano, poi ci porti sul tuo yacht. Non ho uno yacht, però andiamo a vedere le barche, se ce lo permettono. Vediamo un attimino. Ci dovrebbe essere il motor per andare. Adesso aspettate che... ho messo i piedi nell'acqua, meno male che ho le scarpe. Vediamo un po', vediamo un pochino qua.
Vabbè, Vas, portaci dove c'è la movida. Sì, adesso, beh, questa è la movida in realtà. Il porto di Cagliari è... vedi, stazione marittima lassù. Il porto di Cagliari è dove c'è tutto, o comunque quello che serve. C'è niente da vedere, uno dei miei migliori amici aveva la villa lì e poi da Capoterra giravamo la sera. Ah, ok, ci sta, ok. Se avevi una base là, allora ha perfettamente senso. Però, boh, Capoterra, sì, come hai detto tu, non c'è veramente tanto. Quindi forse ci sono andato un paio di volte al mare, di passaggio, ma mai speso troppo. Cioè, la conosco come nome, ma non so esattamente neanche come arrivarci. Cioè, so che è verso l'ovest sardo, ma non so esattamente dove. Feliz Navidad, vabbè, non c'entrava niente questo. Ciao Star, a dopo. Adesso questa è proprio la zona del porto. E non Portocervo. Però qui teoricamente... Ah no, l'hanno chiusa. L'hanno chiusa. Prima qua... Vabbè, possiamo comunque avvicinarci, Però prima in questa zona potevi andare... Adesso ve lo faccio vedere. Là in fondo, lì, e vedere le barche da vicino, però l'hanno chiuso, quindi l'unico modo per vedere le barche è da qua. Però, cioè, la domanda è: vi interessa davvero vedere le barche? Non caro quante persone ha io, vabbè. Basta, intervisti qualcuno? No, va benissimo così, anche perché qua è un attimo che intervisti la persona sbagliata e t'accoltellano. Piuttosto vi interessa vedere le barche, perché altrimenti si va sotto i portici. Dai, vi avvicino alle barche al volo così e via. E poi si va. No, ma che barche? Vabbè, queste barche qua ce ne sono tante comunque. Questo è un pezzo del porto. Porto privato più che altro. E niente, andiamo in città, lì. Fai vedere le barche e poi vediamo il light, vabbè. Portaci al Poetto. Ma eravamo prima al Poetto. Vai, tu sei arrivato adesso, giustamente. Eravamo prima al Poetto. Abbiamo fatto un'oretta e mezzo in spiaggia, nel Chillong. Adesso camminiamo verso Cagliari, che in realtà siamo già a Cagliari, però camminiamo verso i portici. Senza che mi investano, magari. Villa Simius e fai il bagno. Credo venga un po' scomodo fare il bagno a Villa Simius adesso. Prima di tutto è un po' lontana, ma poi dovrebbe essere proprio fredda l'acqua. Anche se prima ho toccato quella del Poetto e non era così tanto fredda. Naggia, me lo son perso. Per fortuna che c'è il VODS. Potrei recuperartelo dal VOD poi. Aspettate che... Ok. Vas, dopo vai da Lion. Lion non è neanche di Cagliari, mi sa. Quindi verrebbe un po' scomodo veramente. Ma più che altro mi sa che faccio così, un attimino più in alto. Ciao Mimos, come vas? Stai preparando la guerra? In Vietnam? Non è in Vietnam, però facciamo finta di sì. Fa freddo? Non è tanto il freddo, è il vento che è veramente fastidioso. Però per il resto non è per niente freddo. Cioè alla fine ci sono 12 gradi. Oddio, ho fatto tutto, ho rotto tutto. Sono 12 gradi, quindi non fa freddissimo. È il vento che è bastardo. Se che Dio non fa il ragazzetto. No, paga. No, non è vero. Il VOD tanto è gratuito, lo puoi rivedere dopo e vedi un attimino dove siamo andati e cosa abbiamo fatto. Cioè eravamo fermi in spiaggia alla fine, però ho fatto vedere le cose. 12 gradi caldissimo. No, ma infatti non è freddo, è il vento che è bastardo, come al solito. In Sardegna è molto umido il vento, l'aria in generale è fredda, quindi ti caga il cazzo. Sei a Stoccolma. Qui sei a Stoccolma, Mimo? Ma non devi... Ah no, devi andare a metà gennaio. Adesso ci fai a Stoccolma. Non so come tenere il coso, è veramente scomodo. Semafori infiniti. La schiacciata per 2 ore è un inferno. Non so neanche come sia la live schiacciata, non capisco schiacciata come. Ma poi perché dovrebbe essere schiacciata? Cioè va bene che l'iPhone ha un formato strano, comunque non è 16 noni, però comunque la telecamera dovrebbe essere a 16 noni, è quello che non capisco. Dopo vedrei su Telegram, dopo guardo, sì.
Ma a prescindere non posso risolverla, forse... però ho capito, quell'altra applicazione di merda non funzionava. Colpa di Streamlabs. Ok, lui vede 16 noni, allora forse siete voi coglioni, no? Forse dovete cambiare le impostazioni della qualità del coso. Non puoi mettere il cielo in orizzontale, ma è già in orizzontale. Ma scusami, io adesso devo capire, Però mi sa che se apro Telegram fa un casino. Forse non meglio non aprirlo Telegram. No, non aprirò Telegram. Eccoci qua. E questi sono i portici. Dalla zona dove c'è la gente. Nel puzzo. Da telefono si vede bene, è orizzontale. Da PC no, è verticale, tutto schiacciato. Non ha un cazzo di senso questa cosa. Zero senso. Mi sa che ci fermiamo qua al bar dopo, Qua c'è poca gente. Di che sei romano e che io di sardi, voglio vedere che succede. Proseguiamo qui? Proseguiamo qui o qua? No, proseguiamo qua. Ma sicuro che... Ah, dovete cambiare la qualità e mettere 720 come la fonte. Provate a farlo. Guardate che mi levo dai portici che c'è un botto di gente, magari dà fastidio. Oddio, polizia locale. I calli della polizia. È vero, funziona. Cambiate con la fonte, spostate fonte. L'età media sembra 70, dove sono le... non ci sono tante. In realtà sto cercando di andare dove c'è più movida, però qua c'è... questa è la zona dei portici, quindi è quella lì dove c'è più gente in generale. Ma adesso provo ad andare su proprio nella piazza principale a vedere cosa c'è là. Vedendo che bisogna spostare la fonte. Bravissimo browser, sposta fonte. Bella rinascente. Le commesse sono sempre buone. È vero, è vero, è vero. Infatti stavano appena cercando di adescarmi con qualche bonus e roba del genere, ma le ho tranquillamente ignorate e ho continuato a camminare. Però la rilascente non credo che la connessione funzioni bene, più che altro. Eccoci qua. Len, oltretutto, quella foto è fatta da lì, da là, verso quella direzione. E qua è dove si sale, in piazza Yen. Qua stanno preparando perché ci sarà un concerto di Natale domani, quindi bloccheranno tutto. Adesso proviamo a salire su, vediamo un attimino la situazione. Secondo me c'è il delirio di gente, però noi si va a vedere. Credo che in 720 mi lagga. Eppure sto streamando a 6 mega. È strano che ti laghi, Pieno di gente. Tutti sono fuori. Non so per cosa, però sono tutti fuori. Probabilmente per comprare le ultime cose, prepararsi per il Capodanno, vestiario, palle. Adesso andiamo un pochino su, perché tutto su c'è la piazza principale, dove solitamente la gente si raduna, dove fanno le cose. L'unica rottura di coglioni è che è tutta in salita. E l'unica cosa veramente fastidiosa è il fatto che devi camminare in salita tutto il tempo. Passo da qua al lato così magari ho meno persone in mezzo ai coglioni. E vediamo un po'. Posso dire qualche insulto in sardo con i TTS? Grazie per avermi fatto notare questa cosa, ho appena mutato i TTS. Sì, quindi puoi farlo. Altrimenti mi distruggono. La soda ai glutei. Empoli. Più che altro i polmoni, che non sono più abituati a muoversi. Tanto cammini tu. Appunto, non vorrei evitare di essere accoltellato perché qualcuno ha detto Gunne Mamarua. Forse è meglio di no. Oddio, il palco! Ma mi sa che è bloccata la piazza e non posso salire là. Vediamo un po'. Che lì in fondo vedo delle luci, il palco, perché fanno il palco per il concerto, lo fanno da lassù e la gente sta in questa strada che va fino a laggiù nel porto, come zona dove sta il pubblico.
Però là dietro il palco c'è la piazza e non so se ci fanno passare. Vediamo un po'. Quando sono seduto sulla mia sedia da gaming non sembra così faticosa sta salita. Hai ragione, perché in realtà non lo è neanche. Sono semplicemente io che sono veramente tanto disallenato e quindi ho una durata del fiato di 0 praticamente. Però va bene così. Poi io vedo bene. Sì, allora mi raccomando, punto esclamativo piangi. Per chi non vede bene, giustamente. Però bisogna capire come risolverlo per quando faremo le RL, quelle lì della passeggiata di mattina. Ma adesso vediamo un po'. La gente mi guarda stranita persa, fateci caso, mi sa che guardano anche al telefono direttamente, super straniti. A occhio secondo me guardano anche il telefono, super infastiditi. È vero Len, È proprio una statistica fatta dall'ANSA quella. Was fai l'ale della giusta move? No. A me piace fare contenuto di qualità. Ciao sono only Vespa Boy Giant Care con me. Bene, Venom ha visto il mio bluff, si è reso conto che in realtà non avevo fatto niente, adesso li ho mutati, quindi non si sente più. Meno male che ero appositamente lontano dalle persone proprio ad evitare questa situazione. Gente che balla. E questa è Cagliari. Ok, la piazza non è bloccata, perfetto. Questa è la piazza principale di Cagliari. Questa qua. Finita la piazza. Ho finita la pacchia. Qua è la strada dei negozi. Gigantesca. Gigantesca per gli standard di Sardegna. Secondo che mi sta cadendo la cinghia. Guardate che sono incasinato perso. Ok. E questa è la piazza. Qua ci sono dei bar, roba fighettina. Però questa qui alla fine è la piazza. E là c'è un'altra via grande, diciamo, dove ci sono cose. Compra dolcetti sardi, ma non costano un botto oltretutto. Anche del mirto, forse un po' troppo il mirto adesso, anche perché poi devo guidare e poi sarebbe un casino. Il bar tutto pieno. E beh sì, perché alla fine ce ne sono 2, quindi in automatico si riempiono facilmente, come vedete, i bar. Però questo alla fine è la piazza. Andiamo un pochino in mezzo alla gente in quella strada piena di negozi, vediamo un po' cosa offrono i negozi locali. Magari c'è qualcosa di interessante da vedere. Se non mi schiacciano, sarebbe ottimale non farsi schiacciare. Il vin brûlé, non ce l'abbiamo il vin brûlé come tradizione, lo sai? Noi abbiamo soltanto il mirto che ti spacca la schiena come lo bevi praticamente. Vabbè. Gente a controllare per l'entrata, come se dovessi pagare. E queste sono le stradine dove ci sono tutte le varie cose. Aspetta, passo così senza avvicinarmi troppo, un po' lento, così si vede un pochino anche il tutto. Questi sono praticamente i mercatini di Latari di Cagliari, diciamo. Ceramica fatta a mano, cibo vario locale, statuine. Guardate queste che figa. Fatte tutte con le forchette, tipo. Sì, questi sono i mercatini, finiscono subito perché non è molto lunga questa strada. Però diciamo che ci sono tante cose tipiche, tante cose particolari che fanno qui e che portano poi questo mercato che dura alla fine, forse 2 settimane, forse, non di più. Non dura tantissimo perché comunque qua blocchi praticamente una strada in questo modo e quindi in automatico
Poi se guardi l'altra strada, una strada qua è vuota, cioè non c'è veramente niente. I mercatini di Natale dei paesini sono carini perché sono sempre molto caratteristici, sempre molto tipici. Però a differenza dei mercati di Natale dei paesi grandi non c'è veramente un cazzo, comunque poca roba. Però la roba che trovi è più carina secondo me, cioè a logica. Non compro, non compro, costa troppo, anche perché poi la maggior parte della roba è roba che ho già. Comunque i miei genitori hanno un sacco di contatti o comunque amici che fanno roba proprio artigianale e locale, quindi non diciamo che è roba che conosco. Però ci sono gioielli carini. E poi qua iniziano la strada dei ristorantini e di tutte quelle cose dove puoi andare a mangiare, spizzicare, fare aperitivo, eccetera. Cioè ce n'erano già nella strada che abbiamo già passato, Però qui diciamo che la zona è incentrata in quello, infatti come vedete i mercatini sono spariti qua. Però diciamo che c'è tutta la ristorazione invece. Adesso io per mettere di comprare col follower in più non credo c'entri niente, però sì, un ottimo input effettivamente. Si fa la sub, adesso parte il suono dei Pokémon? Sì, però ho tolto il volume, quindi in realtà no. Teoricamente sì, ma in realtà no. Allora io non so dove fermarmi, forse preferirei Cagliari giù. Oppure qua? Bellissima domanda. No, forse guarda, passiamo in una stradina che non è di quelle molto navigate, così vedete com'è una strada sarda di Cagliari normale, tipo questa. E andiamo di nuovo verso il... come si chiama? L'ho detto prima. I portici, a vedere un po' cosa succede lì. No, non c'è l'audio davvero a sto giro, l'ho tolto. Piuttosto vedo che il treppiede si sta scaricando, quindi mi sa che mi toccherà metterlo in carica a breve, però prima cerco di arrivare ai portici dove almeno ci possiamo sedere, prendo un caffè. Vorrei provarmi il rischio del prendere un caffè, andare in bagno e lasciare il telefono e tutta l'armamentario là fuori, ma so che mi inculano a sangue tutto 100, quindi non lo farò. Questa è una strada proprio normale, anzi questa è comunque centro Cagliari, quindi è comunque molto movimentata, però meno della strada di prima, perché appena esci da quella strada principale poi non c'è più nulla. Mi sa che addirittura è una zona tutta pedonale. Ho sentito una Dania, non una cosa... No, ci sono tante Danie qua, Portaci in bagno con te. Non credo vada bene, cioè potrei farlo, Basta semplicemente che non faccio vedere dalla cam e muto il microfono, però forse è meglio di no. Accarezza cane, non posso accarezzare un cane così a caso. Aspetta un secondo che faccio cambio tasca, ok. Eccoci qua. È in quella direzione dove vedete quell'agglomerato di macchine là in fondo e dove eravamo prima più o meno, diciamo, la parte del porto. Parte porto. Questa è la macchina della polizia e via. Negozietti di roba artigianale. Polizia locale. Non so cosa devono fare domani a Cagliari. In realtà io domani devo venire qua, cioè non proprio qui, però comunque in questa zona, a cenare in un ristorante. Ciao David. E poi a vedere cosa c'è. Mi sa che forse vedremo il concerto, forse ce ne andremo, ci leveremo di culo perché non ce ne frega un cazzo del concerto, non lo so, però sarò comunque in questa zona. Bastira un porcone? No, va bene così. Ho sentito il sardo che dice di non aver capito. Sì, stava chiedendo alla polizia perché non aveva capito se si potesse entrare o no, mi sa, e quindi stava chiedendo alla polizia locale una conferma. Questa è un'altra piazzettina di Cagliari, piccolina. La lingua di Chris, sì, che è anche la mia indirettamente. Andiamo in Viale Elmas? Non andremo in Viale Elmas, non ha senso. Viale Elmas è la via dove ci sono appunto le prostitute, anche se appunto continua a essere una cosa legale in Italia, quindi non è che ce ne siano tante, cioè ci sono ma non va comunque bene, però non andremo lì. Quindi signor Vassi, il tuo è un canale di IRL e di solito stai a Berlino? No, questa qui è tipo la mia prima IRL effettiva.
Sì, effettivamente è la mia prima RL, ma anche la mia prima volta in Sardegna. Però sì, è un canale non IRL, prevalentemente just chatting. Se fai punto schematico palinsesto puoi vedere cosa tutto facciamo di base. Anzi, non farlo perché il palinsesto è ancora vecchio, devo aggiornarlo. Però sì, questa qui è un IRL perché sono venuto a Cagliari per le vacanze e quindi ho detto dai, facciamo vedere un pochino la cagliarità. Una cosa a casa mani bagnate, va bene. Bio, che stai cucinando? Quindi sto vedendo un'eccezione. Bravi, stai vedendo una cosa unica, possiamo dirlo con tranquillità. Questa è un'esperienza unica del canale di Onlyvas. E ti dirò, sinceramente pensavo di sentirmi molto più a disagio a fare un RL, perché comunque sei in mezzo alla gente, li riprendi, stai parlando da solo come un coglione. Ma in realtà forse ho raggiunto quel livello di non me ne frega un cazzo così alto che non me ne frega più un cazzo e quindi non mi tange come cosa. Sta sempre in Berlino e per le vacanze in casa. Sì, esatto. Piccolo ritorno alle origini. Ma il primo tu streami? No, certo che no. Il primo starò dormendo probabilmente dopo Capodanno di domani, anche se non farò niente, non berrò perché devo anche guidare, ma non ho interesse a bere né a fare altro, quindi però comunque dormirò. Facendo brodo di carne, la cireppellona tra l'arancia, buono! E il borscht, non so cosa sia, il borscht, però è buono il cazzo all'arancia, è delizioso come direbbe qualcuno. Len, ci stiamo avvicinando al punto dove mi ha mandato la foto comunque, faccio vedere letteralmente il punto. Cane, belli. Aspetta. Non andremo alla Rinascente a prendere un culo di soldi. Ci siamo già passati di passaggio, ma non ci entrerò perché è impossibile. Ma poi non c'è neanche connessione, mi sa. Non so di che foto tu parli, è inutile che continui a ripetere. Va bene, allora facciamo vedere un punto a caso di Cagliari. Un punto a caso tipo questo. Dopo questo punto a caso qua ti voglio far vedere. Casualmente potrebbe essere simile a una foto che cerchi su Google tranquillamente. Allora non ho messo marciapiede. Ecco, adesso c'è una cosa molto particolare sarda, ovvero il passare con l'arancione velocissimo quando il timer non è ancora finito e sperare che non ti tirino sotto e vedere un pochino di cosa sa il rischio. Ecco qua. Un palinsesto non molto chiarificante. Ti devo dare anche ragione, guarda. Purtroppo ti devo dare ragione. Facciamo così, lo scoprirai una volta che sono a Berlino. Di base parti bastare il fatto che faccio tutto in just chatting, o comunque il 90% delle cose sono tutto in just chatting e comunicazione e interazione con la chat. Questo è il risultato più, diciamo, la traduzione di quello che faccio più semplice. Quanta gente. Passo da qua, faccio prima. Non ci sono bube. Hai fatto il giro praticamente, bravissimo. Sono andato tutto su, vi ho fatto vedere la piazza, adesso volevo tornare qua giù e mettermi a un tavolino, prendermi un girulì, un catarello, un pastello e tutto quello che poi c'è insieme col caffè, che di base ottieni. Gente che mi guarda male, tanto ormai questa è la prassi da quello che ho capito, però mi sa che mi piazzo. Fammi vedere il prossimo. Eccoci qua. Sa che mi metto qua. Caffè Roma. Dai Roma dai. Sa che mi metto qua nel chillog e via. Eccoci qua. Aspettate che setto il cazzo. Ok. Aspetta. Eccoci qua. Ecco qua. Piuttosto devo mettere in carica. Ups. Io non ho preso il caricatore del treppiede. L'ho lasciato in macchina da
bravo, testa di cazzo. Caffè Roma perché ti dicono il ciclone sardo? No, assolutamente no, assolutamente no. Se un esperimento sociale praticamente è messo lì con quel tronchetto in mano. Praticamente sì. Però potrebbe essere che a una certa il telefono crolli di base perché il treppiede si sta scaricando. Quindi potrebbe essere un'esperienza particolare per voi. Potrebbe essere molto unico, diciamo, l'esperienza di cadere. Se devi di cadere proprio. Tutte le persone che passano mi guardano, si girano pure quando passano, come se fosse una cosa fuori di testa. Prima era il caffettino Santa Cruz, non hanno il caffè Santa Cruz, credo, però credo che abbiano il caffè Tazza d'Oro. Questo soprannome è Tre Piedi, non mi hanno mai soprannominato così. Consciamente almeno, non l'hanno mai fatto. Ok, Google, play my heart will go on. Non ho un Android quindi non funziona, mi dispiace. Cazzo vuol dire che si sta scaricando il treppiede. Questo è un treppiede col motorizzato, quindi si scarica. Guardate che c'è un casino. Qua. Non è passato Lukaku, ti assicuro che non sia passato Lukaku, ne sono abbastanza certo. Per caso le posizioni quando cammini in mano, lo tengo come un treppiede normalissimo in mano. Tutto regolare. Salve. Potrei chiederle un caffè, un bicchiere d'acqua e magari anche una pizzetta sfoglia? Naturale? Naturale, sì, grazie mille. Gentilissimo. Fanno pure la pizzetta sfoglia, madonna che buona. La pizzetta sfoglia è una cosa che, se non sbaglio, è solo sarda. No, forse la delizia è solo sarda. Non mi ricordo. Che sbatti. Vabbè, è un treppiede normale, lo tieni in mano e non succede niente, cioè abbastanza. Non è ingombrante, è semplicemente che è scomodo perché io ho pure il powerbank adesso. Quindi potevo ricaricarlo, ma mi sono dimenticato di prendere il cavo e l'ho lasciato nella borsa. Ho fatto una cavolata, come direbbero a Pisa. Solo la sfoglia è sarda. Ah, ok, quindi la delizia è italiana. Acqua si chiede fuori dalla regione, no, sì, qua in Sardegna devi chiedere l'acqua. Non è come a Napoli che te la danno di base. Questa è la tavola cameriere, faccio una chiacchierata, fa il culo il suo lavoro. No, anche perché mi ha guardato molto male. Parli molto bene la lingua dei locali. Si parla comunque italiano qua, ragazzi, Beh, semplicemente c'è anche il sardo, è vero, ma la lingua principale è comunque l'italiano. Un continente chiamano le nostre paste al contrario. Cosa vuol dire questa cosa? In che senso lo chiamano al contrario, scusa? Ok, stavo controllando una cosa, scusa. Quando controllo di cose si blocca la live. Che tecnologia usate lì per filtrare l'acqua? Niente, perché la nostra acqua è bevibile a prescindere, potabile, volendo. La conchiglia in continente è la sfogliatella. Molto strana questa cosa. No, da noi è la conchiglia, molto banalmente sempre conchiglia. Piccolo freezer, ok, buona a sapersi. Non so se continuerò a usare questa applicazione o ne userò un'altra alla fine. L'unica cosa che ti devo dire è che non ci sta funzionando il bancomat, quindi ti prego. Non è un problema, ce l'ho No, perfetto. è solo. No, Grazie dopo, mille. è solo. Perfetto, Dovevo dirtelo fammi sapere. prima. No, ha fatto bene, grazie mille, la ringrazio. Una figata. Sì, piace, è motorizzato. Sì, l'ho visto. Molto figo, molto figo. Io una cosa del genere ce l'ho, ma per il telescopio. Per il telescopio? Ah, proprio per. Sempre motorizzato? Ah, figo, non sapevo esistessero. Molto interessante. Esiste da 30 anni. Ah, ok. Non sono molto. È come il sistema motorizzato satellite. Certo, segue quello che deve seguire. Internet che non ha senso. E non ha detto così, non ha detto tra la camera. No, ha detto semplicemente che non funziona il POS, che ci sta. Non mi sorprende, diciamo. Comunque questa è la sfoglia. Aspetta. Incredibile cosa questa. Incredibile cosa. Un gusto senza senso. Comunque incredibile che mi ha detto una figata sottovoce. Bellino.
Quello di prima mi ha guardato un po' male, lui invece l'ha infogato. Poi ci sono quelli motorizzati, vabbè certo, motorizzati gli dai le coordinate e vanno direttamente a puntare dove devono puntare. Ha senso, non ci avevo pensato. Bancomat rosso, sì certo. Spettacolo. Vedo che c'è, è una pizzetta. È sfoglia e sugo. Ed è su una cosa soltanto sarda. Pomodoro, sì, alcune volte trovi anche il cappero, qua non c'è. Questa, David, non è neanche fredda. È fredda ma riscaldata. Fuori di testa, buonissima. Tipo rustici. Sai che non conosco? Noi in Sardegna non abbiamo queste cose. È il rustico. Sì, ma ha un sapore diverso se non erro. Ma è tipo la cipollina che appunto passa a sfoglia. No ragazzi, il nostro e basta, non lo vedo in cazzo. Effettivamente mi guardo il cazzo che è pieno di briciolini. Tutto sbriciolato però buonissimo. Veramente poggers. Meglio. Come è venuta fame? E anche a me. Però tanto sono... Minchia, sono le 8 praticamente. Voto in scala franchinesca 8 meno meno. Più. Una cosa è mia perché la mangio a casa. Bravo, esatto. È solo di qua. Del laboratorio? No, questa è fatta. Questo è un bar che conosco. Perché quando facevo vela, quindi pisciare scuola, non andare a scuola semplicemente, venivo qua. Da Selargius, prendevo il pullman e venivo qua e me ne stavo qua tutto il giorno. E qua hanno praticamente una pasticceria in centro Cagliari, più in fondo, da dove prendono tutto la mattina e di mattina sono una cosa fuori di testa. Non pisci sulla scuola, si dice pisciare in alcune zone, ma qua si dice fare vela. Ma mai face reveal ai genitori? Sì, ma non credo che importanza abbia come cosa. Io pensavo andassi in barca a vela, no. Lo so, è una cosa tipica che viene pensata, ma qua in Sardegna proprio per dire non vado a scuola si dice fare vela, non so come si dica nelle altre, cioè in alcune parti si dice pisciare, non mi ricordo le altre. Non andiamo in piazza 4 Giovanni il 4 novembre a 4, non lo faremo. Bigio, si dice Dania? Marinare, sì, marinare la scuola. Dania. Si credono Repubblica Marinara sti qua, vabbè, non c'entra niente. Bigiare è ancora più strano che fare vela, secondo me. Dalle mie parti dice Cagliari. Cagliari. Noi siamo a Cagliari. Col cassonetto, bellissimo cassonetto. Bassone, sto editando da giorni e sto facendo in media 1 minuto e 30 al giorno. Complimenti per il tuo lavoro, non pensavo fosse così dura, soprattutto da iPad and card. Molto complimenti Simo. È tosto, me ne rendo conto. Poi dall'iPad deve essere un po' buono, ma è almeno una tastiera e il mouse esterni che puoi usare. Il filone da me. Fare filone? Veramente nomi stranissimi. Troppo strano. Vabbè che vela, per noi è normale, ma per il continente non è molto normale. Non lo farò, Davide, non lo farò. Anche perché c'è veramente tanta gente che passa. Già mi guardano male così. Se dovessi fare una cosa del genere credo che mi guarderebbero ancora peggio. Credo. Invadiamo la Polonia e ritorneremo. Non è vero che si dice così a Napoli, poi è veramente strano perché la Polonia è lontana da Napoli. Quindi non mi torna, Poi lungi da me essere uno che pensa di sapere tutto, Però. Bene, Donna Sam, così facciamo. Li ho disattivati gli alert invece, li ho disattivati. Cioè non è che li ho disattivati, sono attivi ma ho tolto il volume. Porca miseria.
Ma poi cos'è che hai detto che stavi facendo prima, Daniel? Ho letto al volo il messaggio ma non ho elaborato l'informazione. Ho detto ok, Daniel non c'è, a posto. Però non avevo capito cosa stessi facendo. Tastiera sì, mouse no, ma ho imparato così, quindi continuo in questo modo. Tastiera sì, mouse no. Come cazzo editi senza mouse? Cioè proprio fisicamente sto pensando come fai a editare. Ma poi cosa stai usando? CapCut, sì, no? Ma invece hai trovato un nuovo lavoro o sei ancora a spasso? No, io sono a spasso e lo sarò per mesi perché ho abbastanza soldi per non trovare lavoro. Quindi io finché non ho bisogno di... finché i soldi non iniziano a finire, vado all in, live e video. Non ha senso trovarmi un altro lavoro per me. Sto provando un mondo milanese. Cosa vuol dire mondo? Ah, la skin, ok. Sì, DaVinci è troppo complesso da iPad. DaVinci non me lo immagino un software semplice da usare, soprattutto da iPad deve essere un bel tumorazzo. Sono che vedeva su mica, ma che cosa mi stai filmando? No, la privacy perché ti rubano i soldi social. Poi si affacciano e si rendono conto che in realtà non sto inquadrando nessuno apposta. Mi sono messo proprio con un palo dietro proprio per quello, per evitare queste cose. Ma di soldi preso la vecchia azienda? Mi sa un 20.000, una cosa del genere. Non me ne hanno ancora dati tutti perché me li danno fino a marzo come stipendio normale e poi a marzo mi danno il bonus finale per aver lasciato. Però doveva essere dal contratto, mi sa tipo una 20, 25, una cosa del genere, non mi ricordo più. Disabilità io vado a fra poco, al cameriere è stato fa saluto, ma va bene Nico, buona serata, grazie di essere passato. No, me li danno ma per contratto io sono ancora, che mi conviene a me in realtà, sono ancora dipendente fino a marzo. Quindi sono ancora assicurato a livello sanitario eccetera eccetera e mi danno lo stipendio fino a marzo e poi a fine marzo con l'ultimo stipendio mi danno anche il bonus finale. Sì, Fabio. Oh no, uno senza monopattino. No, uno col monopattino ma senza casco. Assurda cosa qua in Sardegna, non succede mai. Io vivo con 3 goleadori in tasca. Vabbè, io ho lavorato 3 anni in quell'azienda. C'ho anche 28 anni, tu sei molto più giovane. Dopo marzo non sei più assicurato di sanità? No, devo assicurarmi a livello sanitario, quindi devo pagare anche la sanità, però cercherò di pagare il meno possibile, anche perché teoricamente dovrei ricevere anche la disoccupazione, non soltanto lo stipendio. Ho girato proprio curioso, lo so, aspetta che li copro così con la chat, perfetto, così non li vede nessuno, tanto voi vedete quella chat, no? Anzitutto ciò, ho realizzato che potrei anche cambiare la dimensione della chat, credo. No. Puta bene, non lo farò. Trova bel lavoro, ma non mi interessa trovare lavoro, cioè voglio fare questo qua e basta. Va bene browser, scrivimi in privato così ci organizziamo su come investirli e come farli funzionare. Sì, non mi interessa, cioè se troverò lavoro ne troverò un altro che comunque mi piace un pochino di più eccetera eccetera, ma spero di non aver bisogno, spero di arrivare perché dovrei avere soldi fino ad agosto, settembre, una cosa del genere, forse anche di più, se mi danno la disoccupazione bene, ma troverò un lavoro che comunque non prenderà troppo tempo. Questo è il mio lavoro. È partito l'alert ma non si sente, Venom, li ho tolti. Hai sentito? Non da me, forse lo sentite voi, ma io non lo sento perché ho tolto l'alert. Cioè ho tolto il suono dell'alert, quindi non sento l'audio dell'alert proprio. Quante volte ho detto alert? Comunque, allora io ho ordinato un caffè, una pizzetta e bicchiere d'acqua naturale. Sparate i numeri. Quanto sarà? $3,50, 5, 4. Non so chi l'ha scritto perché è tutto blu quindi non vedo, che buono che si è. Va bene, grazie, apprezzo, benvenuto come va. Non so chi sei perché non riesco a leggere il tuo nome, purtroppo. Quattro, 6, 3. Ricordatevi che sono sotto i portici, questa qui è la zona più la crème della crème. 4, 6. 20 caffè, 2,50 rustico. Non ci sono i sesterzi. Vergogna a dire chi sono.
Non riesco veramente a leggere il nome, c'ha un contrasto orribile. Alcuni nomi, tipo Dania non la leggo, so che se non leggo il nome è Dania, però questo blu non riesco a riconoscere chi sia. Andiamo a Sant'Agilla? Non andiamo a Sant'Agilla. Front lever ski, ok, front lever, va bene. Ciao front. Quindi dite quello e invece €3,40. È specchiato, €3,40, €3,40, veramente poco. Però quando vi riporti c'è di più, altrimenti tipo a Selargius avrei speso anche di meno volendo. 10 centesimi hai vinto, è vero, è vero, è vero. Hai preso bene bene la cifra giusta. Ciao, Vas to Scrivener. Sì. Con scontrino. Come fa a costare così poco? La Sardegna non costa tanto, cioè in Sardegna non si guadagna un cazzo, ma non costa neanche niente le cose, perché ovviamente non guadagni un cazzo. Ma infatti io con i soldi che mi ha dato l'azienda, se tornassi a vivere qui, tipo potrei vivere 3 anni, se non addirittura di più. Tanto potrei vivere anche nell'appartamento, un altro appartamento dei miei, cioè la casa di mia madre dove è cresciuta, potrei vivere là, ma non lo farò mai. E quanto puoi pagare un caffè con rustico? Ma Corona, tu devi considerare che Dani è della zona di Milano. E una cosa del genere a Berlino l'avrei pagata minimo 6 euro. Minimo, secondo me. Per Porto Cervo non ha senso. Sta per scaricarsi il treppiede, tra un po' cadete, ve lo dico. Vedo che sta lampeggiando. Tech milanese, esatto. Costa poco perché sotto la Padania non la cringiamo. Bravissimo Bio, questa è la definizione perfetta secondo me. Noi non la cringiamo. Here we go. Sta lampeggiando di rosso, quindi a breve ci lascia così. Ora si spiega perché Dani è ricca, ha fatto tutto il giorno già. Esatto, lei guadagna senza neanche lavorare, assurdo. Dani dispone di una casa a 4 piani con 2 piscine, fa regali a vari daddy, spende centinaia di euro al giorno in skin di Fortnite e LOL. Non confermo né smentisco. Non sai niente che cazzo fai in applicazione. Questo è una ciglia e adesso mi picca. Tanto qua potrei anche farlo volendo. Ma questo fuma la droga? No. Tabacco. Non si fuma la droga. Della specie 1200 euro al mese a VAS. Magari. Esci tarta non posso perché non ho la carta di spirito che solitamente ho a mio disposal, ma non ce l'ho. Però posso uscire Rioba. Al contrario. Incredibile cosa. Vasuka test. Non capisco che test dovrebbe essere. Ma quella è Crispy, non è Crispy e purtroppo non la vedremo. Purtroppo. A Civiglia. Sigla. Sì. In realtà oggi sarebbe il Vascolto, perché ho appena scoperto che è lunedì, non me ne ero neanche accorto. Non posso neanche farlo perché se esco dall'applicazione secondo me crasha. Su cosa salutami la svedese da me. Vabbè. Fabio che cerca di un approccio particolare. Sarebbe stato bellissimo se fosse successo online. Sarebbe stato bellissimo. Credo che abbia un altro 5 minutini, secondo me ci riamo. Mi vedi cosa hai comprato? Acqua. Allora, acqua sono 40 centesimi, il caffè sono 1,40 € e la pizzetta è 1,60 €. Sì. No? Sì. Più c'è l'IVA, no. No, è giusto. 40 centesimi più 1,40 più 1,60 fa 3,40 €. Anche l'acqua è pagato. Qua si paga l'acqua. Non una bottiglietta, un bicchiere. Prossima live è il 3? Non lo so se riuscirò a fare live il 3. Perché devo fare tutti i test per il torneo con Gibbo. Il torneo è il 4, quindi non so se il 3 farò live.
Magari la faccio soltanto per iscritti per fare dei test, però non sarà una live normale, sarà soltanto una live test. Facci loro e ti lasciano il bicchiere. No, quello lo devi ridare, Perché scusa tempo, tu quanto paghi l'acqua? Ma hai trovato tutti? Sì. L'ultimo partecipante di Twitch è Vassina. Un bicchiere d'acqua non lo pago, ma perché sei napoletano, è normale. E che devi fare? A Napoli non li pagate i bicchieri d'acqua, noi li paghiamo. Niente se non compro la bottiglia. Sì, lo so, quando ero andato anch'io a Napoli, quando ho chiesto il caffè mi hanno dato l'acqua ed ero tipo, ma io non l'ho chiesta. Però qua no, si deve pagare. Poco, però si paga. Fare il bicchiere non la... No, allora, ci sono alcuni posti dove non la paghi comunque anche qua, Però la maggior parte delle volte devi pagare un minimo. Tu mai napoletana quelli dici, vabbè, Campana, Napoli, la stessa cosa. Alla fine, in modo diversi puoi dire la stessa cosa se ci pensi. Hanno anche dell'alta acqua, gratis. Qua no, qua abbiamo il mare però, bello. Ma io non sono campano. Di dove cazzo sei, tempo? Hai comprato Calca Pro, quindi si torna a cucinare, più cucine più fa tuo. Ci vuole mindset. Brava Daria, stai nel grindset, sempre. Il bicchiere d'acqua non si nega a nessuno. Verissimo. Pensa che addirittura in alcuni bagni qua devi comunque essere un cliente, altrimenti non te lo fanno usare. Tipo ieri ero al bar con una mia amica, il bagno non funzionava, era fuori uso, quindi sono dovuto andare in un altro bar. Ho chiesto, posso usare il bagno? Pago anche. Mi ha detto no, se non sei cliente non puoi farlo. Ma ti ho detto che pago? No, ma se non sei cliente non puoi. Ok. Sono andato in un altro bar ancora. Salve, scusi, mi sto pisciando addosso. Posso usare il bagno? Pago anche. Non ho fatto, sì, vai tranquillo senza neanche pagare. A un bar di distanza, cioè fuori di testa come cosa. Stai chiedendo da Apple? Sei serio che è l'Apple Vision Pro? Cliente, sì. Ma loro non ti possono cacciare. Cacciare no, è che semplicemente stavo entrando in un bar dove non ero cliente, quindi volevano che fossi cliente, anche se ho detto pago, però non volevano comunque che pagassi. Allora, io mi sa che vi saluto adesso perché il treppiede sta morendo. Io non ce la faccio ad arrivare fino a casa senza pisciare, quindi vi saluto adesso, vado a pisciare e me ne torno a casa per cena, mi sono cagato addosso. Ma non mi facevano pagare il bicchiere d'acqua, cioè gli ho detto sì, ma pago, e invece no. Non me lo facevano fare, senza un cazzo di senso. Però niente. Bene, io vi saluto, è stato molto particolare fare questa live, molto IRLesca, volendo. Vado a mangiare, stacco, non so cosa devo mangiare, cosa mangerò, lo scoprirò soltanto vivendolo. Forse farò qualcosa stasera, chi lo sa, lo scopriremo poi. Io vi a un tuo amico, ok. Vi auguro una buona serata, un buon capodanno domani, non fate i botti perché poi gli animali muoiono. Tutto il resto, passerai Discord? Ma